Buongiorno a tutti, benvenuti, anzi ben connessi. Diamo inizio a questo che vuole essere più che un seminario, proprio uno spazio di conversazione su un tema che abbiamo scelto a titolo ben preciso, diciamo, e netto di questo momento: turismo e ricettività quando la crisi si accanisce contro un settore, e che vede appunto centrale un po' il confronto rispetto allo stato di salute in qualche modo, ma anche poi alle attese, alle sfide prossime, rispetto a un settore che davvero è tra i più colpiti in assoluti dalla crisi connessa al Covid. Come mai prima, infatti, una crisi aveva toccato in modo così profondo un settore, in modo così trasversale, così ampio, anche considerando che la filiera intera del turismo è una filiera ampia e diffusa, e considerando che al centro dell'emergenza pandemica ci stanno proprio le relazioni e la socialità, che il turismo vede in modo eclatante come centrali e come sostanziali nelle proprie attività. Questo, vi dicevo, vuole essere più che un convegno con una sommatoria di interventi, proprio uno spazio di dialogo e di conversazione, ci piace chiamarlo così. E forse, penso di poter dire, dopo tanto, gli attori che adesso andrò a presentarvi sono insieme intorno a uno stesso tavolo. Nello stesso tempo, per mettere insieme i tasselli, i punti di vista rispetto a cosa sta succedendo oggi e come ci si affaccia ai prossimi mesi, che sono di grande attesa e di grandi aspettative per la ripresa della stagione turistica, ma anche di numerose incertezze e di grandi timori. Oltre al pubblico che ci ascolta e che ci auguriamo sia numeroso, io ringrazio in modo speciale ovviamente i relatori, che vi vado brevemente a presentare. Parto dalla padrona di casa in qualche modo, Maurizia Rizzo, segretaria generale regionale di Fisascat Cisle Veneto, che è la realtà promotrice di questo spazio di confronto, e anche promotrice di un'importante ricerca che poi andremo a presentarvi e che sarà davvero un punto di partenza fondamentale per il nostro dialogo. Poi abbiamo davvero la soddisfazione e la ricchezza, insomma, di avere al tavolo i presidenti delle maggiori associazioni di categoria: Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto; Antonello De Medici, presidente Federturismo Veneto; Francesco Mattiazzo, presidente Assoturismo Veneto; poi, per conto della Regione del Veneto, Stefan Marchioro, responsabile progetti territoriali e governance del turismo della Regione; e l'assessore alla formazione e al lavoro Elena Donazzan. Perché questa compagine così ricca e così varia? Come per tutti i settori, ma forse concentrandoci sul turismo questo in modo ancora più importante, il benessere e lo stato di salute delle imprese ovviamente impatta in modo determinante su quello dei lavoratori, ma anche viceversa, no? La pandemia ci insegna proprio questo, che la salute e la sicurezza dei lavoratori sono la salute e la sicurezza di un'impresa. E nel caso del turismo tutto questo significa anche salute e qualità del turismo, ma anche fragilità. Ecco, questo la crisi ha messo in forte evidenza. Devo dire che si parla molto, no, di una crisi che ha fatto venire a galla proprio in modo eclatante fragilità che magari no, erano già note, forse di cui già si parlava, ma adesso le ha messe al centro con un'urgenza fondamentale. Ecco, allora questo spazio di oggi di confronto e di dialogo vuole anche guardare insieme oltre. Non rubo più tempo, ovviamente la chiusura importante spetta a Fisascat Nazionale, a Davide Guarini, che ci aiuterà anche magari a mettere questo tassello del Veneto in un contesto più ampio, perché poi noi siamo anche un paese e non ce lo dimentichiamo mai.
e credo che siano già in collegamento perché hanno voluto accompagnarci e portarci un breve saluto. Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, a cui darei la parola. Lo stiamo cercando. Collegato, altrimenti. Presidente di ANCI, Mario Conte, forse non ci sente, magari passiamo intanto al sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Buongiorno a lei. Terizio, che è segretario regionale di Fisascat, CISL, che ha voluto invitarmi a questo saluto. Lo faccio volentieri, magari ricordando che una piccola città come Abano Terme, che fa circa 20.000 abitanti, fino al 2019 era la 25esima città in Italia per numero di presenze, quasi 2 milioni di presenze turistiche all'anno, suddivise al 60% italiani, il 40% di nazionalità straniera, quindi tedeschi, russi, francesi, svizzeri, austriaci. E l'occasione credo sia ottima per forse fare anche una riflessione sul dopo pandemia, perché credo che tutti coloro che si appresteranno a scegliere una vacanza lo faranno con una grande attenzione a esigenze quali la salute, la ricerca di benessere fisico, il benessere spirituale dopo oltre un anno vissuto in completa restrizione. Quindi credo che questo turismo molto più orientato alle esigenze anche personali impegnerà sia le destinazioni, le città, sia gli operatori nel presentare la destinazione come una destinazione sicura, dove si possono ottenere delle vacanze in assoluta sicurezza e soprattutto con un focus sulla persona che condizionerà anche le scelte di acquisto dei pacchetti vacanza. Io credo che, almeno lo vedo a casa mia, ma credo che sia una cosa che sta emergendo, l'attenzione maggiore verso l'igiene, verso la pulizia, verso gli ambienti sicuri, che magari un tempo forse erano sempre all'attenzione, ma non avevano questo tipo di importanza, proprio perché l'attenzione verso la salute sarà un tema che ci accompagnerà nei prossimi mesi, e credo che non mi stupirei molto di vedere, come succede in Spagna ad esempio, una maggiore diffusione di turismo sanitario, di turismo del benessere, di turismo anche spirituale, proprio per recuperare quella dimensione sulla persona, sugli individui che hanno vissuto un anno di forti restrizioni e quindi vanno alla ricerca di compensare nelle scelte che faranno questo tipo di penalizzazione che hanno avuto. Quindi è vero, dovremmo farci trovare pronti sia come città, ma sia anche come strutture ricettive, sia anche come sistema della formazione. Saluto l'assessore Donazzan, con il quale lavoriamo spesso per cercare sempre di essere utili alla formazione delle nostre persone, soprattutto in un ambito turistico che avrà dei grandi cambiamenti e che quindi necessiterà di politiche attive, anche di politiche sulla formazione delle persone sempre più forti, sempre più focalizzate sul servizio da dare al cliente. E quindi credo che questa operazione ci impegnerà un po' tutti. Vedo anche il nuovo presidente di Federalberghi Veneto che ha anche voluto con forza la nascita degli ITS, cioè tutti quei percorsi che vanno a focalizzare e dare degli sbocchi concreti a chi
poi termina gli studi ed ha bisogno di un periodo di ulteriore formazione concentrata sul mondo anche del lavoro. Quindi noi ad Abano abbiamo un istituto alberghiero storico che ha un migliaio di studenti con i quali cercheremo anche noi di impegnarci proprio per indirizzare al meglio tutte le energie, tutte le risorse che ci sono, ma anche dare delle opportunità ai giovani di trovare sbocchi occupazionali, opportunità di lavoro, accompagnandoli nel percorso post-scolastico. Quindi è un impegno che a mio avviso è a tutto tondo delle città, delle associazioni, delle istituzioni, e bene ha fatto la Fisascat a cercare un momento come questo, dove mettere insieme tutti gli attori. Vedo anche l'amico Stefano Marchioro che interverrà. Noi dovremo ormai fare quello che abbiamo sempre detto e che poco si è rivelato però nei fatti. Dovremo fare sistema, dovremo concentrarci nel mettere quello che siamo bravi a fare in un'ottica di sistema turistico che finalmente deve avere un interlocutore forte, non frazionato e che sia impegnato in tutti i settori del lavoro, delle imprese, della formazione, per approfittare di questo punto di partenza, perché siamo sempre in un punto nuovo di partenza di un settore come il turismo che negli ultimi 20 anni è cambiato moltissimo in poco tempo. Non dimentichiamoci a mio avviso le aberrazioni legate agli Airbnb che hanno stravolto il mondo della ricettività, hanno abusato di posizioni dominanti, e questo è un altro tema che ha sconvolto anche l'economia delle città europee come Amsterdam, Barcellona, che hanno dovuto sopportare un cambiamento di turismo legato a queste dinamiche che non è stato regolamentato e che ora vede città come Amsterdam e Barcellona fare un passo indietro e finalmente regolamentare anche queste nuove dinamiche, perché non dimentichiamoci che la potenza di pochi player tecnologici, se non trova una regolamentazione, ci metterà sempre più in difficoltà, sia a livello statale, perché è evidente che queste società eludono la normativa fiscale, fanno concorrenza sleale, e se non interveniamo in maniera intelligente, sia a livello nazionale, soprattutto per governare questo processo, rischieremo di avere pochi interlocutori che condizionano il mercato del lavoro con effetti nefasti sui lavoratori e sulle città. Al sindaco chiedo se Mario Conte è collegato, presidente di ANCI Veneto. Buongiorno a tutti. Il nostro secondo saluto e poi passiamo alla scaletta dell'incontro. Chiedo scusa buongiorno, per il ritardo. E grazie per questo invito, grazie per questo momento di confronto su un tema che è fondamentale per i nostri territori. Ricordo che la Regione Veneto è la regione più turistica d'Italia e ricordo anche che il settore turistico, a causa della pandemia, è quello che ha subito per primo gli effetti della pandemia, vedendosi di fatto cancellare tutte le prenotazioni. Abbiamo perso le stagioni e ad oggi è anche il settore con maggiore incertezza per quanto riguarda il futuro. Dal canto dei comuni è stato un effetto devastante, nel senso che vedere completamente svuotate le nostre città da quelli che sono i turisti, i visitatori e di conseguenza le strutture ricettive, i ristoranti, è stato qualcosa di molto doloroso e tra l'altro ha visto vanificare tutto quel lavoro fatto fino ad oggi per promuovere le bellezze e le caratteristiche dei nostri territori, con programmazione turistica, con l'esaltazione enogastronomica dei nostri prodotti, con i percorsi storico-culturali. Detto questo, però, noi dobbiamo guardare avanti, lo dobbiamo fare con fiducia, con ottimismo, ma soprattutto facendo squadra molto più rispetto a prima, perché diciamoci la verità, io magari non sono tanto politically correct, ma sono molto sincero in quello che dico.
quando le cose vanno bene, ognuno va avanti per i fatti suoi. È nelle difficoltà che poi ci si unisce, si fa squadra, si fa sinergia e si programmano quelli che sono gli investimenti futuri per un settore che, ripeto, tornerà ad essere trainante nel nostro territorio e sono convinto anche in tempi molto rapidi. Le amministrazioni comunali devono tornare ad essere protagoniste di quella che deve essere la programmazione e la promozione del territorio, lo deve fare in sinergia con le associazioni, con Federalberghi, che saluto, con Federturismo e con Assoturismo e con tutte le realtà che collaborano per lo sviluppo turistico dei nostri territori. Bisogna puntare alla qualità, più che alla quantità, alla qualità, perché la qualità poi chiama qualità e qualità diventa un biglietto da visita che continuerà a creare un volano di attrattività che porterà poi di conseguenza anche la quantità. Ma credo che abbiamo tutte le caratteristiche sulle bellezze, dalle bellezze della nostra città, ai prodotti, ai percorsi storico-culturali, ma dobbiamo avere il coraggio di non dire soltanto che siamo belli e dircelo tra di noi, ma dobbiamo andare nel mondo a promuovere le bellezze della nostra città. Credo che nei prossimi giorni, per esempio, la città di Treviso, per la prima volta in Veneto, siglerà un accordo di promozione turistica direttamente con le compagnie aeree. Una cosa che i comuni non hanno mai fatto fino ad oggi, probabilmente perché le cose già andavano bene in modo assolutamente naturale. Ecco, noi non vogliamo più adagiarci sugli allori perché gli effetti purtroppo li abbiamo visti, è capitato un problema, un grosso problema, si è bloccato tutto. Quindi noi vogliamo come comuni contribuire all'accelerazione della ripartenza turistica del nostro territorio, lo vogliamo e lo dobbiamo fare per tutti quegli imprenditori che da una vita, da sempre investono nelle nostre città, che possono essere di montagna, di mare o centri storici, lo dobbiamo fare per loro, però credo che oggi, come mai è stato fatto prima, le amministrazioni comunali, quindi i comuni, devono cambiare marcia da un punto di vista della promozione turistica. Io ringrazio davvero tanto la Regione Veneto, l'assessore Caner per quello che sta facendo, so che qui presente c'è anche la Elena Donazzan da un punto che si occupa del settore turistico da un punto di vista dell'occupazione e anche lei la ringrazio perché praticamente ormai ci si sente quotidianamente. Ieri si parlava dei dipendenti degli aeroporti, poi si parla di scuola, insomma il suo è un assessorato che varia a 360 gradi in tutti i settori, però è strategico perché parla di lavoro, parla di dignità delle persone, perché dietro a un albergatore c'è una partita IVA, dietro una partita IVA c'è un padre e dietro a un padre c'è una famiglia da mantenere. Non focalizziamo soltanto gli aspetti economici, guardiamo anche la dignità e mettiamo al centro le persone. Quindi dal canto nostro la proposta che faccio è che non è che finito questo incontro abbiamo risolto il problema della ripartenza. Secondo me dobbiamo continuare a rincontrarci, aggiornarci costantemente su quelli che sono gli sviluppi e gli andamenti, perché la ripartenza che ci sarà, però sarà lunga e per combattere gli effetti devastanti del Covid dovremo investire molto e per molto tempo fare squadra. Ma a far squadra dovremo continuare a farlo per sempre, perché se facciamo squadra riusciremo a ottenere dei risultati decisamente più importanti, superando anche i livelli che abbiamo lasciato prima del Covid. Grazie davvero a tutti per questa opportunità. Grazie a lei, Mario Conte, Presidente di ANCI Veneto. L'intervento di ANCI Veneto mi dà modo di aggiungere una seconda parola chiave in questo incontro. Abbiamo parlato prima di fragilità, ora la parola resilienza, una parola abusata, a volte, come dire, usata anche male a sproposito, ma in questo caso ci sta, perché la crisi come individui, parlo di cittadini, parlo di lavoratori e di lavoratrici, come imprese, come comunità e come territorio, ci ha messo di fronte alla nostra più o meno costruita già o debole capacità di resilienza, quindi di adattamento alle crisi.
e forse il sistema del turismo si è scoperto poco resiliente, magari proprio perché frammentario, come è stato detto. Allora questa è una grande opportunità anche in questo senso, perché la crisi pandemica ci dice, ce lo dicono i psicologi, ce lo dicono i filosofi, ce lo dicono gli economisti, ce lo dicono anche alcune istituzioni. La prossima normalità sarà l'incertezza, no? Non la normalità che conoscevamo. Allora diventare più resilienti significa essere anche capaci di agire in modo veloce dentro alla crisi, e per fare questo serve essere sistema. E poi anche l'opportunità forse di un marketing territoriale nuovo per il turismo del Veneto. Entriamo diciamo nel clou di questo spazio di incontro e di confronto. Io dovrò fare ogni tanto la cattiva e richiamarvi ai tempi, perché il panel dei nostri ospiti è numeroso e ricco, e la forza insomma di questo spazio di incontro è proprio la ricchezza degli sguardi diversi, degli osservatori diversi che possiamo mettere insieme. Giusto per darvi 2 istruzioni per l'uso, ora la parola passerà alla protagonista un po' insomma di questo spazio, che è una ricerca recentissima realizzata dalla Fondazione Corazzini, il Centro Studi di Cisle Veneto, promossa, voluta da Fisascat. I 2 ricercatori, Francesco Perone e Stefano Dal Pra Caputo, ci illustreranno questa ricerca, che ha il grande pregio di mettere insieme tutti i tasselli di dati in modo aggiornato rispetto al turismo, quindi flussi, quindi consumi, imprese, occupazioni e così via, offrendoci una fotografia di quello che era il 2019 come momento culmine del decennio di crescita del nostro turismo, e naturalmente offrendoci anche i dati neri, insomma, no, di questa pandemia. Ecco. Poi passeremo a chiedere ai nostri ospiti un primo riscontro a quello che hanno visto, proprio con l'apporto dai loro osservatori e il loro sguardo anche rispetto a come ci si sta preparando ai mesi prossimi, e poi la segretaria Maurizia Rizzo di Fisascat e Cisle Veneto proverà a proporre alcune linee, un po' di possibile lavoro comune, per poi ritornare a chiedere ai nostri ospiti di rispondere in qualche modo a questa call, e anche di aggiungere e integrare con tasselli proprio connessi ai loro ruoli, ai loro osservatori, per provare a iniziare a costruire davvero una piattaforma di lavoro comune, che è la grande chance anche che ci è offerta da questa pandemia. Io invito Francesco Perone e Stefano Dal Pra Caputo, i nostri 2 bravissimi ricercatori, a presentarci la ricerca, che davvero con la forza insomma di uno sguardo d'insieme ci aiuta a recuperare e mettere insieme i pezzi, e ce li consegna. Ecco, una ricerca che davvero insomma oggi anche consegniamo a tutti gli operatori del settore. Prego, a voi. Grazie mille, spero mi si senta bene. Allora, entriamo subito nel vivo della ricerca, in realtà, perché, come diceva appunto Marta, il tempo è abbastanza concentrato. Quindi qual era l'idea di base di questa ricerca? L'idea era quella di mettere insieme le differenti fonti di database pubblici per avere in un unico luogo, appunto questa ricerca, una visione di insieme di questo importante comparto, che potesse permettere a un lettore che si affaccia a questo mondo di farsi un'idea di quanto pesi il settore del turismo all'interno di questa economia, dell'economia della nostra regione, che è un'economia comunque molto industriale, però lo vedremo dai numeri. È sì industriale, ma il turismo ha un grandissimo impatto. Ovviamente, per avere un quadro generale, abbiamo osservato il fenomeno nel suo complesso universo di riferimento. E perché lo diciamo? Ci teniamo a precisare questo, visto anche gli ospiti di questa giornata, e che immaginiamo ognuno di voi avrà un punto di vista e un'attenzione particolare a determinate caratteristiche sul mondo del turismo. Ma oggi con questo studio volevamo cercare di mostrarvi il tema nella sua totalità e per certi versi sottolineare un po' le dimensioni,
e il suo posizionamento all'interno dell'economia regionale, e abbiamo cercato di farlo dandovi non solo i numeri ma anche dei grafici per far vedere bene l'impatto, un po' l'evoluzione in una prima parte e successivamente l'impatto del Covid in questo settore. Quindi inizieremo con il cercare di capire come si è modificato il turismo in Veneto negli ultimi 20 anni, fino a un attimo prima dell'arrivo della pandemia in quel marzo 2020, e successivamente osserveremo l'impatto che ha avuto su questa filiera. Perché sì, è innegabile ovviamente che la pandemia ha avuto delle pesanti ripercussioni in tutti gli ambiti produttivi ed economici, però è altrettanto vero che in alcuni settori che avevano a che fare con la relazione, con lo stare insieme, con gli spostamenti, questa crisi ha impattato in maniera ancora più profonda. E di nuovo saranno i numeri trasformati in grafici a mostrarci la gravità della situazione. Quindi, riassumendo velocemente, il nostro percorso di studio si articolerà in 5 passaggi, in 5 capitoli. Un po' l'evoluzione del mercato turistico partendo dai dati macro a livello nazionale. Poi ci concentreremo sull'offerta ricettiva prima del Covid, che erano i turisti, quindi nel 2019, una distribuzione mensile del turismo per comprensorio e per provincia e la stagionalità del settore, quindi questa stagionalità che tornerà più volte nell'arco della nostra narrazione, questa brusca interruzione dovuta al Covid di questa distribuzione, di questa ciclicità all'interno dell'anno, e poi un ultimo capitolo sull'analisi dei possibili scenari futuri a breve termine. Abbiamo voluto un po' giocare con i dati e fare un confronto tra gli arrivi turistici e il numero di vaccinazioni, però poi il mio collega Stefano ci divideremo la presentazione in 2 parti, la prima parte a me, la seconda parte a Stefano, e che approfondirà appunto quest'ultimo tema. Allora entriamo subito nel vivo con la prossima slide, passiamo direttamente ai viaggi per vacanze in Italia. Come direbbe un bravo storyteller, diciamo, facciamo un passo indietro. Quindi nel nostro percorso di studio siamo partiti da questi dati macro a livello nazionale. Perché? Per dare un veloce quadro di insieme di quanto sia importante questo settore, quanto sia grande. Un dato su tutti. Allora, in Italia, dati Istat ci dice che nel 2018 si sono registrati 70 milioni solo di viaggi per vacanza. Quindi questo dato lo mettiamo un attimo in relazione con il numero di residenti totali in Italia, che sono poco meno di 60 milioni, e capiamo quanto sia un mercato che muove persone, oltre ovviamente a muovere una determinata economia. Prossima slide, grazie. Il turismo, quindi, abbiamo detto, genera ricchezza, ma quanta ricchezza? Beh, questo è difficile stabilirlo con precisione, ovviamente. Bisogna capire cosa si intende per turismo, bisogna specificare di quale tipologia di comprensorio stiamo parlando, città, mare, terme, montagna, ma prima ancora bisogna distinguere se stiamo parlando di turisti stranieri o italiani. Però se noi vogliamo darci un dato in questo momento, prendendo quelli che ci fornisce Istat, possiamo soffermarci per un attimo sul valore della spesa media giornaliera per viaggio di vacanza in Italia, che è pari a 81 euro al giorno, un valore anche abbastanza stabile relativo all'arco temporale che avevamo come riferimento. Ora, ricordiamoci per un attimo questo valore di spesa media, perché ci tornerà utile tra poche slide, quando faremo un successivo ragionamento. Continuiamo col nostro percorso di dati a livelli nazionali, quindi con la prossima slide vediamo che stiamo ancora parlando d'Italia in questo momento, e vediamo che mediamente la durata media del viaggio di pernottamenti è di 6 giorni, è un po' più lungo ovviamente per le vacanze all'estero, 8 giorni, un po' più breve in Italia, comunque una media diciamo di 6 giorni. E per finire con i dati a livello nazionale, un ultimo dato macro, che ci tenevamo a farvi vedere per far capire quanto il settore sia grande e quanto coinvolga le persone, abbiamo il numero di escursioni, cioè le visite in giornata sostanzialmente, e che è un tema più legato al turismo di prossimità, un tema che col Covid ovviamente è dovuto tornare preponderante. E vediamo come in Italia nel 2019 sono stati 80 milioni queste tipologie di viaggi. Bene, prossima slide. Questa era la premessa a livello nazionale, per darvi un veloce inquadramento delle dimensioni del nostro universo di riferimento che stiamo indagando, cioè quanto è impattante, quanto i numeri siano grandi. Ma la nostra analisi ovviamente parla di turismo in Veneto, e quindi cerchiamo un dato di questo turismo. Fermiamoci a un attimo prima della pandemia e allo stravolgimento che ha portato. Nel 2019 in Veneto si sono toccati i 20 milioni di arrivi. Ora, abbiamo preso in esame una serie storica molto lunga grazie al database della regione, e siamo partiti dal 2000, quindi abbiamo potuto analizzare 20 anni.
sono stati 20 anni complicati, nel senso che in questi 20 anni che vedete qui rappresentati si sono avvicendati diversi momenti segnati da crisi economiche. Vi ricordate la bolla speculativa di internet di fine anni 90, che poi alla fine si è riversata nella nostra economia con l'apertura del nuovo millennio? Quella quasi contestuale crisi del turismo dovuta all'attacco delle Torri Gemelle del 2001, che aveva ridotto drasticamente gli spostamenti internazionali, banalmente perché aveva fatto diventare molto più complicato viaggiare a livello internazionale, in aereo, gli spostamenti. E poi quella crisi finanziaria del 2008, che ovviamente ci ricordiamo tutti e che ha avuto strascichi per parecchi anni a seguire. Eppure, se guardiamo questo grafico, il numero di arrivi di turismo in Veneto ha continuato a salire. Ovviamente questo non vuol dire che il turismo non subisca la crisi come gli altri settori o che non ci siano stati momenti difficili per il comparto turistico, però c'è da sottolineare come anche nei momenti di crisi economiche o di altre tipologie di crisi, come abbiamo visto, il flusso turistico non si è mai fermato, anzi l'industria turistica ha continuato a segnare numeri in crescita per tutto il periodo in esame, arrivando quasi a raddoppiare il numero di arrivi in questi ultimi 2 decenni, siamo passati da 11 milioni a 20 milioni. Però quella di quest'anno non è una crisi dovuta a quei fattori esterni, legati al lavoro o economica, è una crisi del tutta nuova, dovuta all'impossibilità delle persone di compiere fisicamente degli spostamenti, di poter partecipare ad eventi che implichino la socializzazione, banalmente allo stare insieme. Ed ecco tutto quello che ci siamo detti fino adesso, il grafico ce lo mostra nel picco negativo del 2020, dove da 20 milioni passiamo a 7,9 milioni di arrivi. Nella prossima slide corriamo, nel senso che abbiamo analizzato oltre agli arrivi le presenze che sono intimamente legate al numero di arrivi, quindi non mi soffermo più di tanto. Aggiungo solamente come questo dato così negativo sia stato influenzato da solo, passatemi il termine, non sono stati lunghissimi, però solo alcuni mesi di lockdown durante l'anno, ma sono bastati questi mesi per tutte quelle disdette internazionali, tutto quel blocco del turismo interno, per raggiungere questo risultato così negativo in un sistema che fino all'anno prima comunque aveva fatto segnare un aumento del numero dei flussi. Prossima slide. Quindi sempre usando arrivi e presenze e mantenendo lo stesso periodo di riferimento abbiamo utilizzato l'indicatore della permanenza media turistica, cioè semplicemente le presenze diviso gli arrivi. E ci dà un altro indicatore interessante. Ora, escludiamo per un attimo l'ultimo anno che è stato troppo condizionato da questa situazione e che registra sicuramente un rimbalzo verso l'alto, però la serie storica di per sé ci mostra come in un ventennio si sia perso sostanzialmente un giorno di permanenza media. Ora, e su questo a me piacerebbe avere un riscontro dagli attori presenti su questa tavola che lo vivono anche direttamente, quindi assolutamente ditemi se il ragionamento è corretto, se avete un riscontro di questa cosa. Però potremmo dire che se noi mettiamo insieme il dato sull'aumento del numero di arrivi e del numero di presenze e questa diminuzione contestuale della permanenza media, verrebbe da dire che forse si fanno più vacanze durante l'anno, ma più brevi. Però di questo magari discutiamo durante il giro di domande del previsto. E quindi cosa abbiamo fatto? Un'ultima slide su questo argomento. Se incrociamo il dato sul mancato numero di presenze nel 2020 rispetto al 2019, che quindi sono circa 39 milioni, e lo moltiplichiamo, vi ricordate quegli 81 euro che avevamo visto all'inizio, quella spesa media giornaliera di un viaggio vacanze in Italia, otteniamo un teorico impatto sui consumi in Veneto di almeno 3,16 miliardi di euro in meno rispetto all'anno precedente del 2019, rispetto al 2020. Però attenzione, perché questa è una stima assolutamente per difetto, perché non tiene conto delle differenze di spesa tra i turisti nazionali, tra i turisti stranieri, tra i comprensori di destinazione. In effetti non possiamo dimenticare come i turisti stranieri abbiano una capacità di spesa molto più elevata e quanto il turismo straniero impatti, lo vedremo tra poco, lo avevano anche detto precedentemente all'inizio degli interventi. Oltre al dato Istat, in effetti siamo andati anche a cercare conferma da altre fonti e si vedeva bene come per esempio i turisti americani, ma anche i turisti giapponesi, avessero delle soglie di spesa medie giornaliere che erano di molto superiori a questo dato. Quindi sicuramente 3,16 miliardi, molto impattante, ma probabilmente è ancora più grave la situazione. E quindi, per completare questo percorso di come il turismo si sia modificato nel tempo, abbiamo preso di nuovo come ultimo anno di riferimento
Sì, ovviamente come ultimo anno di riferimento il 2019 perché è l'ultimo anno che noi possiamo considerare, tra virgolette, normale, e lo abbiamo messo a confronto con i 2 decenni precedenti, il 2009 e il 1999. E abbiamo detto, fatti 100 gli arrivi di turisti nell'anno di riferimento, come si sono modificate le scelte di destinazione in base al comprensorio, quindi mare, città d'arte, lago, montagna e terme? Beh, allora, qui c'è un passaggio abbastanza netto, cioè se noi prendiamo il 1999 e il 2019, vediamo questo cambiamento di differenza di 10 punti percentuali che sembrano scambiarsi in maniera abbastanza lineare tra il mare e le città d'arte, con le città d'arte in crescita dal 45 al 55%. E va un po' a scapito invece delle località di mare che sono in diminuzione dal 30 al 20. Sono stabili le terme attorno al 4, in leggera crescita il lago, in leggera diminuzione la montagna. Lo stesso ragionamento poi lo abbiamo fatto per le province. A fare la parte del leone tra gli arrivi è sicuramente la città di Venezia, che tra la somma della parte di città d'arte e le spiagge rappresenta sostanzialmente un arrivo su 2 in regione, anche se è in leggero calo rispetto a 20 anni fa. Cresce bene Verona, anche in questo caso aiutato dalla sua dualità, cioè dall'essere sia città d'arte che dalla presenza del lago, e che nel 2019 era passata da rappresentare 1/5 degli arrivi totali nel 1999 fino a 1/4 nel 2009. Diminuisce leggermente Belluno ed è in linea con il trend che avevamo visto della diminuzione del comprensorio della montagna. Bene, e passiamo al prossimo capitolo, il secondo capitolo, cioè l'offerta ricettiva, perché per esserci turismo serve una struttura in grado di accoglierlo, e lo vediamo nella prossima slide. Quindi il nostro percorso di studio si concentrerà su questa offerta ricettiva, cercando di capire la distribuzione degli alloggi e dei servizi di ristorazione nel territorio. Secondo i dati Movimpresa, nel 2020 erano attive più di 30.000 imprese in questi 2 settori, nella somma di questi 2 settori. Nella prossima slide le vedremo ripartite a livello regionale. Quindi abbiamo diviso i 2 settori. Partiamo con il numero di imprese attive registrate come alloggi. Nel 2020 ce n'erano 4.272 che fatte 100 si ripartivano come da cartina che vedete. Di nuovo la parte del leone la fa Venezia, a cui segue Verona, un po' in linea con quanto visto dalla ripartizione degli arrivi turistici nelle slide precedenti. Nella slide successivo vediamo la stessa cosa per quanto riguarda la ristorazione, però in questo caso siamo meno legati al solo mondo degli arrivi turistici, ma siamo fortemente condizionati anche dal numero di residenti di quel territorio, quindi rimane al primo posto Venezia, però con una distribuzione un po' diversa. E poi abbiamo fatto un ragionamento in più sulla prossima slide e ci siamo chiesti, e se volessimo mettere in evidenza il peso che l'imprenditoria turistica locale ha sull'economia di quella provincia? E in questa slide che cosa abbiamo detto? Abbiamo analizzato il peso percentuale della somma del numero di imprese attive, degli alloggi più ristorazione, sul totale delle imprese presenti in quella provincia. Cioè, fate 100 le imprese di quella provincia, quante operano come alloggio e ristorazione. E qui vediamo come la situazione cambia e mette in luce differenti punti di vista. In questo caso in effetti è Belluno a farla da padrona, con il 12,3% del totale delle imprese attive che operano in questo settore. Segue Venezia e successivamente Verona con una media regionale pari al 7,1%. Però con la prossima slide continuiamo sul tema dell'economia, perché il turismo è impresa ma è anche e soprattutto lavoro, si era detto. E la crisi ha colpito duramente questo settore anche da questo punto di vista. Quindi per far risaltare questo dato ci siamo concentrati sulle assunzioni piuttosto che sui licenziamenti, visto anche che c'è ancora in essere il blocco di questi ultimi. Però il forte rallentamento del lato assunzione mette bene in luce come questo mondo si sia cristallizzato a marzo 2020, quando da una parte l'instabilità e l'impossibilità soprattutto di fare dei pronostici sul futuro, che è ancora in essere questa instabilità, ha comportato delle pesanti ricadute occupazionali, con le assunzioni nel settore della ristorazione che passano da 77.000 a 46.000 e nell'alloggio si dimezzano da 54 a 27.000. Bene, infine il capitolo 3, che è un po' un recap di quello che abbiamo detto all'inizio, cioè in condizioni normali, quel famoso 2019 prima dell'arrivo del Covid, abbiamo avuto 20 milioni di arrivi, il 49% era in provincia di Venezia. Successivamente abbiamo ricostruito la cartina, come avete visto, è il dato che abbiamo già dato, in realtà però l'abbiamo ritrasformato in cartina
ad avere un impatto visivo più forte. E per quanto riguarda l'importanza degli arrivi stranieri, la prossima slide lo mette bene in luce. Il turismo veneto è fortemente legato al turismo straniero, con quasi 2 turisti su 3 nel 2019, appunto, che non erano italiani. Lascio la mia parola al mio collega Stefano, che poi proseguirà appunto con questa parte di analisi. Grazie per il momento. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Proseguiamo un po' con i ragionamenti, sempre vedendo altri dati perché stiamo mettendo insieme diversi tasselli. Qui abbiamo preso il turismo italiano e straniero e abbiamo visto in quale tipologia di struttura ricettiva preferiscono alloggiare, quindi italiani e stranieri, anche qui dato del 2019. Qui i dati sono tutto sommato abbastanza simili, nel senso che tendenzialmente leggermente in più gli italiani preferiscono andare negli alberghi rispetto agli stranieri, però il dato è abbastanza simile. Quindi passo alla slide successiva, che sicuramente è più interessante, perché appunto l'impatto del Covid ha colpito soprattutto sul turismo straniero e lo diceva anche Francesco prima, il turismo straniero è tendenzialmente, in media ovviamente, non vuol dire che tutti spendano di più, però tendenzialmente un turismo più ricco. Lo vediamo qui con la tipologia di albergo che preferiscono gli italiani e gli stranieri. Vedete come gli stranieri, fatti 100 gli stranieri che vengono in Veneto, il 60%, quindi 60 di essi circa, vadano in un albergo 4 o 5 stelle. Per gli italiani invece il dato è diverso, nel senso che il dato è inferiore di 13 punti percentuali. Quindi chiaramente l'impatto del Covid e comunque la spesa che è stata in diminuzione è dovuta anche al fatto che, mancando appunto di turisti stranieri, sono mancati poi gli afflussi in alberghi dove tendenzialmente i consumi sono tendenzialmente più alti. Proseguiamo un po' con altri ragionamenti. Abbiamo visto che prima la distribuzione italiani e stranieri per alberghi o altre tipologie. In questo caso vediamo il dettaglio, nel senso che tendenzialmente i turisti stranieri preferiscono camper e villaggi turistici a seguire poi gli alloggi, prima alloggi privati e poi camper e villaggi turistici, mentre per gli italiani il dato è in parte simile, però per quanto riguarda i camper è leggermente inferiore. Qui è un dato, diciamo, più di contesto, però nuovamente il dato che può interessare di più è dove vanno i turisti stranieri, dove preferiscono andare. E qui, diciamo, inseriamo un altro tassello, cioè abbiamo visto che tendenzialmente i turisti stranieri preferiscono andare in alberghi di 4-5 stelle, ma tendenzialmente in Veneto gli stranieri preferiscono andare nelle città d'arte, cioè il 60%, anche in questo caso torna al 60% dei turisti stranieri nel 2019 ha visitato una città d'arte, meno il mare 19,7 e a seguire gli altri. Vedete che è diverso il dato stranieri italiani, cioè gli italiani preferiscono meno rispetto agli stranieri andare nelle città d'arte. E qui, diciamo, c'è un duplice problema, un po' l'ho accennato prima, nel senso che in questo periodo sono mancati di turisti stranieri e, essendoci in buona parte, sostanzialmente quasi solo, in alcuni mesi soprattutto, solo turisti italiani, le città d'arte poi hanno subito di più questa crisi, perché tendenzialmente gli italiani preferiscono andare comunque il 50% nelle città d'arte, ma meno che i turisti stranieri. Avanti, qui abbiamo una tabella, un grafico che mostra, una mappa che mostra da dove provengono gli arrivi in Veneto. Il 25% degli arrivi in Veneto proviene da veneti, nel senso che sono persone che si spostano a livello regionale, il 21% dalla Lombardia, un dato molto alto, poi abbiamo Emilia-Romagna 8,7, Toscana, Lazio e altre realtà. Però insomma era un dato interessante, perché comunque il Veneto attrae anche, tra virgolette, veneti, no? E ci pareva utile inserirlo nel dibattito. Qui poi abbiamo un tema che è fondamentale, poi lo riprenderemo anche dopo. Abbiamo visto, diciamo, quali sono le nazionalità di provenienza dei turisti stranieri che alloggiano in Veneto.
Abbiamo detto che nel 2019 erano circa 13 milioni i turisti stranieri. E quali sono le prime nazionalità? Le prime nazionalità sono Germania, Stati Uniti, Austria, Cina, Regno Unito, Francia, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi e Russia. Solo queste 10 nazionalità sommate fanno il 63,6% del totale del turismo straniero in Veneto. Capite bene che anche solo il fatto che una di queste nazionalità sia in ritardo con i vaccini o abbia avuto delle chiusure più forti, diciamo, decida di non far uscire le persone, no? Di non far partire, eccetera, impatta poi sul turismo veneto, perché appunto queste prime 10 nazionalità coprono il 63,6% del totale del turismo straniero. Qui abbiamo poi fatto analizzato il dato dei trasporti passeggeri, c'è anche un dibattito in corso in questi giorni, lo ricordava prima il sindaco di Treviso. Vedete come il trasporto aereo di passeggeri, per esempio a Treviso, sia passato da 3.250.000 nel 2019 a 463.000 del 2020, il calo è stato dell'85,8%. Andiamo avanti e qui inseriamo un altro tema, che è un tema appunto della distribuzione mensile degli arrivi per comprensorio. Sappiamo che è un tema complesso poi da realizzare, però insomma lo inseriamo nel dibattito perché sicuramente servirà a rifletterci ulteriormente. Allora, qui vediamo per esempio la distribuzione degli arrivi di turismo in Veneto per mese nel 2019. Vedete come, un po' anche a rigor di logica, i mesi in cui diciamo ci sono più turisti sono i mesi estivi, luglio e agosto tendenzialmente, con anche giugno che ha un dato molto alto. I precedenti mesi, vedete come maggio il dato sia decisamente più in basso, perché si parla di 1 milione di turisti in meno, e in realtà anche da settembre il calo rispetto ad agosto inizia già a farsi sentire. È chiaro che provare ad allargare la parte, diciamo, iniziale di questa linea e la parte finale è complesso, ci rendiamo conto, però sicuramente è un lavoro su cui bisognerà investire. Investire perché, lo vediamo anche negli altri dati, abbiamo poi provato ad analizzare questi dati per comprensorio. È chiaro che, diciamo, al mare, che è proprio l'esempio più semplice, è proprio difficile allungare gli arrivi degli altri mesi, però ci sono altri esempi come le città d'arte, dove vedete la distribuzione in parte è leggermente più, tra virgolette, corretta, anche se non è il termine giusto, però sostanzialmente si potrebbe lavorare per provare ad alzare i mesi marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, su cui insomma questo potrebbe creare ovviamente da un lato una ciclicità maggiore e dall'altro una gestione dei flussi anche probabilmente migliore, e poi impatterebbe anche ovviamente sull'occupazione, perché creerebbe occupazione più a lungo termine anche per chi magari ha dei contratti stagionali. Abbiamo fatto così per poi le diverse tipologie. Qui vediamo il lago. Il lago ha un dato interessante perché il dato di aprile supera quello di maggio, in parte forse è spiegabile col fatto che tendenzialmente ci sono dei ponti, c'è Pasqua, e quindi è più probabile che le persone poi si spostino ad aprile, però vedete che anche qui insomma ci sarebbero dei parametri su cui si potrebbe lavorare, ripetendo appunto che il fatto che non è affatto semplice, però insomma ci sono delle possibilità di crescita. Montagna, anche qui, e qui la distribuzione anche nel caso della montagna è più alta in estate, luglio-agosto, un po' contro, diciamo, sì, uno potrebbe pensare che i mesi più alti siano gennaio e febbraio, invece no, gli arrivi in Veneto sono tendenzialmente più alti nel periodo di luglio-agosto, anche qui sarebbe interessante lavorarci. E poi le terme, vedo il sindaco di Abano, su cui c'è una distribuzione in questo caso più equilibrata. Ovviamente luglio, che è un mese caldo, il dato cala, però se vedete è interessante perché in realtà non è neanche così vero, perché ad agosto, dove comunque fa caldo, il dato è decisamente superiore a luglio. In questo caso stiamo guardando i dati del 2019, anche qui forse si potrebbe lavorare insieme per provare a ipotizzare come alzare, che so, alcuni parametri in alcuni mesi specifici.
Abbiamo poi il capitolo 5, che è sostanzialmente il penultimo, l'ultimo è un capitolo molto veloce sulle prospettive, nel senso che vi dimostriamo i dati, alcuni dati sul Covid e alcuni ve li facciamo vedere in maniera più dettagliata per l'impatto che si è creato nelle province e per la tipologia di comprensorio. Qui vediamo gli arrivi per mese nel 2019 e nel 2020. Ovviamente l'impatto è stato soprattutto all'inizio quando insomma, eravamo in lockdown. Guardate il dato di aprile, ci sono stati solo 9.900 arrivi in Veneto, giustamente era tutto chiuso, però cavolo, quel 9.900 è un dato sicuramente bassissimo rispetto a tutti gli altri andamenti. C'è stato poi un recupero, lo abbiamo visto in parte in tutta Italia nei mesi di luglio-agosto, e poi con il nascere col ritorno del Covid, c'è sempre stato, però insomma con l'alzarsi del numero del Covid c'è stata la seconda ondata, un nuovo abbassamento, e adesso tra l'altro siamo sul finire, si spera, della terza ondata che comunque sta creando problemi. Quindi c'è stato un recupero in parte in estate, ma poi di nuovo un calo fortissimo. Chi ne ha risentito di più? In totale a livello regionale si è perso il 60% di arrivi in Veneto come media. Un po' come possiamo immaginare sono le città d'arte quelle che hanno risentito di più sostanzialmente della perdita di arrivi, con un meno 71,2%. Abbiamo poi le terme col meno 58%, quindi ci sono stati meno 58% di arrivi per le terme, e poi anche le altre realtà, lago, mare e montagna. Però sostanzialmente tutti, diciamo, sono stati colpiti, chi più chi meno. Sicuramente c'è il problema delle città d'arte perché il dato è decisamente a ribasso, e come abbiamo visto non è compensato in parte dagli arrivi di italiani che in parte preferiscono andare in altre mete. Qui vediamo il dato provinciale invece di perdita di arrivi, quindi totale regionale abbiamo detto che è meno 60%, la provincia di Treviso è la provincia che ha perso più arrivi. Ovviamente questi sono dati percentuali, nel senso che è chiaro che Venezia, che ha perso il 62%, poi in numero assoluto ha perso tantissimi arrivi, però insomma è un dato interessante il fatto che Treviso sia la prima provincia per perdita di arrivi. Ora vi abbiamo mostrato tutti questi dati, vi mostriamo le ultime 3 slide che sono, diciamo, un po', lo diceva Francesco prima, è chiaro che è difficilissimo fare delle previsioni già a breve termine, a medio-lungo non ne parliamo, però abbiamo provato ad unire un po' di dati che possono essere interessanti e possono essere da spunto, insomma, nel dibattito. Questi dati poi prendiamoli ovviamente con le pinze, nel senso che sono delle proiezioni, abbiamo un po' giocato, come diceva Francesco, però insomma può essere interessante. Perché che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le prime 10 nazionalità per arrivi, e quindi qui vedete la nazionalità e il numero di arrivi in Veneto nel 2019, quindi sono ordinate per numero di arrivi, e le abbiamo confrontate con la percentuale di popolazione vaccinata. Qui vedete la percentuale e qui il numero di persone vaccinate al 13 aprile 2021. Quindi, che so, gli Stati Uniti, che sono, diciamo, una realtà molto interessante per il Veneto, hanno attualmente il 22% di popolazione vaccinata con doppia dose. Quindi è un dato tutto sommato abbastanza positivo. Ma se già andiamo a vedere la Germania, che in parte ha gli stessi dati dell'Italia, o l'Austria e altri paesi dell'Unione Europea, il dato è molto più basso, e quindi dovesse esserci domani una restrizione sul fatto che possono viaggiare solo le persone vaccinate, sto ragionando per estremo perché probabilmente basterà un tampone, il numero di persone totali che possono viaggiare domani dalla Germania sarebbero queste. Ovviamente stiamo parlando di dati ipotetici all'estremo, però sicuramente interessante. Il dato più particolare è quello dell'Austria, perché l'Austria è la terza nazione per numero di arrivi in Veneto nel 2019, cioè sono stati 922.000 arrivi dall'Austria. E se guardate il numero di persone vaccinate oggi in Austria, anzi al 13 aprile, adesso il dato mi pare 700.000, qui era 633.000, il numero di persone vaccinate con doppia dose oggi in Austria è inferiore al numero di arrivi in Veneto di austriaci nel 2019. Quindi questo per dire che il 2021 sarà comunque un anno veramente complesso.
Abbiamo aggiunto dei dati, stiamo comunque anche in questo caso aggiungendo dei dati che poi vanno presi appunto con le pinze. Abbiamo preso appunto popolazione vaccinata, numero di persone vaccinate in termini assoluti, e ci abbiamo aggiunto il numero di turisti che hanno viaggiato nel 2018, quindi in Germania sono partiti 108 milioni, ovviamente in questo caso è più della popolazione perché vuol dire che sono partite persone più volte, dagli Stati Uniti 158 milioni, dall'Austria 11 milioni, e abbiamo visto quanti tendenzialmente nel 2018, quindi fatti il numero di turisti totali che sono partiti, quanti in percentuale venivano in Veneto. E anche qui è un dato interessante perché vediamo appunto come il caso dell'Austria di nuovo, cioè quasi l'8% di austriaci vengono in Veneto, ma abbiamo anche un 2,60% di turisti che partendo dalla Germania vengono in Veneto, quindi anche il caso della Germania o di altre nazioni come la Svizzera o prendiamo la Francia, eccetera, sono dati molto alti, quindi la campagna di vaccinazione in questo caso è una variabile fondamentale. Un ultimo tassello, qui è proprio il dato da prendere veramente con pinze, nel senso che fino a prima erano dati sostanzialmente riconducibili alla Regione Veneto e abbiamo preso la Banca Mondiale, abbiamo fatto dei collegamenti. Qui abbiamo calcolato, un po' forzando la mano, però può essere interessante per il dibattito, il potenziale di turisti vaccinati a parità di arrivi percentuali degli anni scorsi. È un po' un dato forzato, tutto quello che vogliamo, però abbiamo detto, vabbè, proviamo a unire questi dati e che cosa ne esce? Ne esce che se dalla Germania ci fosse la percentuale di turisti in Veneto nel 2021 uguale al 2018, quindi 2,60, e partissero solo i vaccinati, la popolazione che potrebbe venire in Veneto sarebbe solo di 133.000 persone potenziale, dagli Stati Uniti 510.000, dall'Austria 49.000. Ovviamente sono proiezioni, lo ribadisco un'altra volta, che vanno prese con le pinze, però sicuramente anche solo, l'abbiamo visto guardando questi dati, fare una proiezione nel breve termine è veramente complesso, perché dipende in sostanza quasi tutto in buona parte dalla campagna vaccinale, da come le nazioni si organizzano e dalle politiche poi appunto nazionali, europee e altro. Abbiamo concluso la ricerca, provo a tirare un po' le fila ripetendo un po' di concetti che abbiamo visto in un minuto. L'ha detto bene Francesco, è una crisi diversa dalle altre, e appunto il titolo era "Quando la crisi si accanisce contro un settore", perché mentre nelle precedenti crisi 2000, 2008, 2009, la crisi del debito 2013-2014, il turismo tutto sommato reggeva o comunque addirittura riusciva a crescere, in questo caso il turismo ha impattato veramente solo su, in buona parte, su delle filiere specifiche. Il 2021, alto tassello, è un anno di punto di domanda, lo abbiamo visto un po' con i dati, ci sono veramente tantissime variabili che possono influenzare, sarebbe interessante poi i dati che abbiamo sviluppato, gli ultimi 3, provare ad approfondirli. Il punto che ci viene da noi come ricercatori è capire chi ci arriva alla fine del 2021, perché sicuramente, per come la vediamo, ci sarà una ripresa, ma bisogna capire come ci si arriva, chi ci arriva, se le lavoratrici e i lavoratori ci arrivano, se le imprese riescono a resistere e così via. C'è però ovviamente anche, ci sono 2 aspetti positivi e voglio concludere anche con un po' di proiezione positiva. Il primo sicuramente sono dei fondi che vengono spesso citati, che però sicuramente ci saranno, che sono quelli del Recovery Plan, che possono essere positivi anche per il nostro territorio, e a livello, almeno così lo interpretiamo noi, singolare, cioè di voglia di partire delle singole persone, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, sicuramente poi ci sarà una ripartenza forte, cioè nel senso che una volta risolta la questione sanitaria ci sarà una voglia fortissima di partire non solo dall'Italia ma dagli altri paesi verso l'Italia. Quindi ecco, ci sono buone possibilità per i prossimi anni. Il punto di domanda su cui ci siamo interrogati noi è come ci arriviamo in questo 2021 e come facciamo a resistere per poi avere una ripartenza che quasi sicuramente dovrebbe esserci. Grazie a tutti. Bene, grazie davvero a voi. Vi avevo
introdotto, insomma, che questa era una ricerca di pregio e adesso davvero diventa patrimonio di tutti. E, senz'altro fa impressione vedere tanti segni meno, no? Così messi in fila in modo sistematico e strutturato. E senz'altro però guardare ai numeri raggiunti nel 2019 deve darci anche un orizzonte, no? Un po' di guida, ecco. E senz'altro, terzo punto, questa ripresa possibile che anche i ricercatori ci stanno raccontando nel 2021, comunque di salita parecchio ripida, va accompagnata, perché si tratta di una fase di passaggio e di guado, no? Ecco, e quindi accompagnarla significa già mettere in campo interventi, credo, strutturali e non solo risorse, no? So che è riuscito a collegarsi ora Simone Venturini, assessore al turismo del Comune di Venezia, che era lieto di portarci anche lui un suo saluto, quindi prego all'assessore di prendere la parola e gli chiedo anche, se posso, insomma, con gran rispetto, un po' di brevità, perché stiamo già un po' rallentando. Io ho questo arduo compito di tenere anche i tempi, insomma, di questo spazio. Grazie. Assolutamente, buongiorno a tutti e grazie per aver voluto accendere un po' il riflettore sul settore del turismo, in particolare lato lavoratori e imprese, che è rimasto un po' il grande assente nel dibattito nazionale dell'ultimo anno ormai. Si è parlato di moltissimi settori, sul settore turistico, di quanto poi le regioni turistiche, le città d'arte in particolare, hanno sofferto, se ne è parlato forse troppo poco. Quindi è assolutamente importante puntare l'attenzione su questo fenomeno e in particolare sui danni subiti nell'ultimo anno, ma anche mettersi già in testa che la coda lunga di questa difficoltà durerà a lungo e quindi dobbiamo attrezzarci per fare in modo che, nonostante una piccola riapertura o piccola ripresa che speriamo ci possa essere nei prossimi mesi, comunque il peso di questa crisi sarà lunga, perché la ripartenza sarà graduale, prima il turismo di prossimità, poi il turismo europeo, poi il turismo intercontinentale. È evidente che tutto passerà poi per delle scelte e tutto passerà anche per quanto il nostro paese sa comunicare di essere appetibile, essere attraente anche sotto il profilo della sicurezza sanitaria e quindi l'importanza dei vaccini, l'importanza di linee guida chiare e comunicate per tempo. Io sono convintissimo che il nostro paese ripartirà sotto il profilo turistico, ripartirà però con dei tempi che non sono forse quelli che ci aspettiamo immediati e quindi dobbiamo avere un piano a livello nazionale affinché la ripartenza sia accompagnata anche da un sostegno ovviamente al lavoratore con ammortizzatori sociali e assolutamente un sostegno alle imprese che devono restare in vita a lungo per evitare poi che arrivi qualcun altro, le compri quando sono in difficoltà o in qualche modo subentrino altre dinamiche. Quindi è utilissimo il vostro convegno, è utilissimo e spero che questo messaggio, questi dati siano anche letti a Roma, dove vengono prese le decisioni importanti, ed è utilissimo che si torni a parlare di turismo e città d'arte, che sono un po' il motore economico anche dell'intero settore e del nostro paese, un motore economico troppo spesso considerato così accidentale, che capita. Invece il turismo è un'industria e come tale richiede un piano industriale nazionale, richiederebbe appunto un'attenzione. Ora c'è finalmente un ministero dedicato, speriamo che a questo ministero si accompagnino effettivi poteri, effettive risorse. Insomma, ecco, oggi il governo è nuovo, quindi è presto per dar giudizi e speriamo che ci possa essere un cambio di marcia rispetto ai passati decenni. Ecco, da questo punto di vista Venezia è ovviamente a vostra disposizione per eventuali anche ulteriori spin-off di questi eventi, con magari un focus più legato a un'economia turistica provinciale e delle città d'arte che è particolare, è un caso nel caso, e da questa mia disponibilità e ovviamente anche quella del sindaco, perché credo che Venezia possa essere anche la chiave di riscatto dell'intera regione sotto il profilo turistico e ovviamente noi vogliamo essere a disposizione del Veneto per questa ripartenza. Grazie davvero. Bene, grazie a lei, Assessore. Con la consegna di questa ricerca che appunto ci dice le fragilità messe in luce da questa pandemia, ma anche ci dice i punti di forza del turismo in Veneto e ci indica in qualche modo gli spazi possibili di intervento.
io passo la parola ai nostri ospiti, che ringrazio nuovamente, ma prima chiedo a Maurizia Rizzo, segretaria generale regionale Fisascat CISL Veneto, di, come dire, dirci un po' dal punto di vista del sindacato che cosa significa guardare a questi numeri messi in fila così, ecco. Bene, buongiorno a tutti. Intanto, prima di tutto, grazie davvero a tutti gli ospiti e ai due ricercatori che hanno fatto veramente un capolavoro che credo sia veramente da apprezzare ed è un patrimonio per tutti. E ringrazio tutti coloro che si sono collegati e guardate, abbiamo tra l'altro un collegamento dove ci hanno scritto, ci sono enti bilaterali, ci sono i consorzi degli albergatori, e ci sono molti colleghi, molti addetti ai lavori, consulenti, presidenti anche di associazioni datoriali del non del turismo ma di altri settori. È comunque un'iniziativa che ha sicuramente ha fatto da calamita per molti anche altri addetti ai lavori che non sono del turismo, quindi è veramente una cosa che ci sta portando un po' di soddisfazione. Quella, oggi noi vogliamo anche dirvi perché abbiamo deciso di fare questa ricerca, perché vista dal mondo del lavoro e visto per chi in qualche modo rappresenta il lavoro, rappresenta i lavoratori, rappresenta comunque un mondo che era un mondo bello, un mondo ricco, un mondo che fino al 2009 abbiamo visto ha fatto il boom delle sue presenze, dei suoi arrivi, ma anche sotto il profilo occupazionale. Però la fotografia che noi volevamo mettere in risalto era proprio capire cosa significa per il lavoro le crisi soprattutto in questo settore, il settore del turismo, ma in particolare il settore dell'industria turistica, del comparto di un sistema legato anche a tutta la sua filiera. Questo era l'obiettivo principale, ma perché? Perché le crisi ci hanno insegnato veramente che c'è sempre qualcosa che emerge di buono o che emerge di non buono, e noi non abbiamo mai saputo cogliere l'opportunità da determinate crisi del passato, e mi riferisco in particolare alle crisi del 2009, quando la crisi economica del 2009 ha sicuramente ridotto la capacità di spesa delle famiglie, hanno iniziato a consumare meno, ma il lavoro per quanto riguarda questo settore, i nostri settori del turismo, dei servizi, del pubblici esercizi, della ristorazione, delle agenzie di viaggio, che per il 60-70% sono piccole e medie attività, erano scoperte all'epoca della cassa integrazione o comunque di un ammortizzatore sociale tale da coprire e tutelarli nel posto di lavoro. Noi dobbiamo dire grazie anche alla Regione Veneto e al nostro assessore al lavoro, perché già dal 2009, grazie alla cassa integrazione in deroga, siamo riusciti a coprire molti posti di lavoro, a tutelare molte realtà e quindi anche ad aiutare molte famiglie. Però da quel fenomeno, da quel momento in poi, fino alla legge Fornero, che poi ha scambiato di poco la protezione per i lavoratori, perché comunque ad oggi siamo ancora senza protezione per tutte le attività fino a 5 dipendenti, quindi la deroga, la cassa integrazione deroga ha avuto la sua leva importante anche con la pandemia, ma ha dimostrato che non siamo stati in grado in 10 anni di trovare un ammortizzatore universale, un ammortizzatore, una protezione che fosse ideale per il turismo, per un settore che era scoperto e frammentato, già fragile di suo. Ma credo che una anche delle, tra virgolette, dei dati che sono emersi dalla ricerca, ma anche dai fatti che noi rappresentiamo ogni giorno, questo mondo, è proprio che la crisi economica del 2009 ha prodotto che strada facendo ha cambiato gli stili di vita delle persone, gli stili di vita delle famiglie, la spesa economica era ridotta e le stagioni estive e le stagioni invernali si sono ridotte. Quindi noi abbiamo avuto sicuramente una modifica anche strutturale della norma per la tutela sociale del lavoro stagionale, ma quando di fatto le stagioni si accorciano si guadagna di meno e la protezione sociale era sempre più corta. Periodi scoperti, quindi vuoti, e lasciando veramente allo scoperto
in uno status di mancanza di reddito e di tutela assistenziale i lavoratori degli stagionali. Tuttora i lavoratori del lavoro stagionale non hanno una tutela precisa, quindi noi dobbiamo spingere perché poi alla fine le crisi devono insegnare qualcosa. Siamo arrivati nell'anno della pandemia, nel 2020. Ricordiamoci che è nato proprio alla vigilia di tanta stagionalità, cioè della campagna stagionale, ma a partire dal Carnevale di Venezia. Il Carnevale di Venezia è stato sospeso, i contagi, la pandemia, il lockdown ha messo in crisi veramente tutte le attività. Ha prodotto un blocco che in qualche modo era giustificato, tutti eravamo impreparati, non sapevamo, e anche qua ringrazio veramente il nostro assessore al lavoro, perché la prima cosa che ha fatto il sindacato è quella di proteggere questo mondo bloccato dal lavoro, una crisi che non ha precedenti, ma una crisi che ci ha messo veramente nella grande emergenza sociale e sanitaria di dire cosa facciamo. Ci siamo tirati sulle maniche e anche attraverso i nuovi mezzi, questi mezzi, ci siamo messi a fare accordi per proteggere migliaia di lavoratori. Quindi sicuramente sono intervenuti i primi provvedimenti che, guardate, noi riteniamo che in quel momento là erano anche necessari, perché di fatto era una situazione senza precedenti, una situazione che non era aspettata, che eravamo tutti in difficoltà, non si sapeva cosa fare, ma strada facendo i governi hanno sicuramente fatto qualche errore, cioè nel senso che una pandemia da Covid, da sud a nord, doveva prevedere norme chiamate Covid e sicuramente norme molto più semplificate, norme molto più tutelanti sia per le imprese e sia per i lavoratori. Purtroppo così non è stato, abbiamo fatto i conti sicuramente con la ripresa nella fase 2, dopo il lockdown, ma anche qua abbiamo visto che un 30% delle attività non sono ripartite, sono state chiuse. C'è stata una leggerezza nel non vigilare, nel non condividere, nel non convivere con un'emergenza che prevedeva sicuramente un cambio di vita delle persone, un distanziamento che era anche dettato dai protocolli di sicurezza. Molte attività hanno speso veramente risorse per mettere a norma i propri ambienti di lavoro, per creare il lavoro sicuro. Quindi i dispositivi di sicurezza, non dimentichiamoci, oltre un anno fa abbiamo fatto veramente fatica a trovarli. E la nostra bilateralità, il nostro welfare contrattuale, e qua veramente dobbiamo dire anche con le nostre associazioni datorili che sono qui presenti, che aver creato quel welfare contrattuale della bilateralità e dei fondi di assistenza sanitaria integrativa e anche dei fondi interprofessionali tanti anni fa, oggi abbiamo visto che con le crisi sono serviti ad essere il vero welfare, cioè il welfare che ha dato delle risposte proprio ad imprese, ai lavoratori, per sostenerli dal reddito, per puntare molto anche a salvaguardare con gli investimenti sulla sicurezza, quindi a dare contributi per restare attivi, contributi per l'innovazione, per la trasformazione. Quindi sicuramente abbiamo tentato veramente di creare quelle condizioni di sopravvivenza fino a una certa data. Purtroppo i provvedimenti che sono intervenuti nell'autunno, anche grazie purtroppo alla seconda ondata dei contagi, ci ha visto penalizzati. Noi durante l'estate abbiamo pagato lo scotto di non aver visto oltre 100.000 persone lavorare, soprattutto giovani, il 75% di giovani, il 66% di donne, e questo ha procurato, guardate, non poche problematiche. Perché stiamo parlando dei lavoratori stagionali, quelli che non avevano le coperture, quindi non del guadagno, ma neanche dell'ammortizzatore. Quindi si sono fumati oltre 100.000 posti di lavoro che sono i sogni dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, delle nostre, diciamo anche delle nostre famiglie, delle nostre donne.
giovani che hanno sempre fatto la stagione magari per studiare, per realizzare altri sogni della loro vita, quindi uno scoraggiamento pericoloso, quindi una sfiducia pericolosa, si sono proprio demoralizzati anche a ricercare nuove attività e nuovi lavori, così come non hanno avuto di conseguenza neanche la tutela sociale, quindi neanche la NASPI, neanche quindi la cosiddetta disoccupazione, quindi scoperti. I bonus che lo Stato ha inserito e gli indennizzi, i ristori in questi settori sono stati delle briciole, sono stati comunque ristori che insufficienti. In ogni caso una forma assistenziale non più apprezzabile, non più accettabile, perché comunque il tempo di proiettare il futuro e di guardare avanti e di capire cosa fare e come coprire un settore in ginocchio non si è fatto. Oggi ne stiamo pagando anche le conseguenze, visto una ripresa lenta con tutte le criticità del mondo. Quindi io credo che la ricerca avesse questo scopo, lo scopo proprio di fotografare una difficoltà del settore, una difficoltà e una fragilità che prima sembrava molto ricca, ma in realtà quelle fragilità non sono state nel tempo e in questi anni recuperate, coperte, e adesso con la pandemia che praticamente ci ha veramente messo in ginocchio, noi dobbiamo porci proprio la domanda. Un ricercatore alla fine della presentazione della ricerca ha anche fatto qualche punto di domanda. Io credo che questo è anche l'attenzione che noi oggi dobbiamo avere per capire cosa fare, ma soprattutto per fare squadra e poter rappresentare ognuno di noi il pezzo di compiti per far ripartire il sistema. Però ne parliamo poi nella seconda tornata, ecco. Bene, grazie davvero a Maurizia Rizzo, analisi ampia e lucida da parte di Fisascat CISL Veneto, quindi lo sguardo del sindacato e messaggio anche altrettanto chiaro, insomma mi pare. Ecco. A questo vogliamo ora aggiungere proprio lo sguardo e contributo insomma importante degli osservatori che sono a questo tavolo, quindi quello delle istituzioni e quello delle associazioni di categoria. Perciò procederei subito a passare la palla a Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, che mi piace ricordare è anche presidente dell'ITS Academy Turismo di Jesolo, uno dei fiori all'occhiello di questo segmento di alta formazione, a cui tra l'altro so che l'assessore Donazzan tiene in particolar modo, perché in particolare in Veneto insomma è un segmento che continua davvero ad alzare le sue performance in termini di qualità della proposta formativa, ma anche poi di proprio tasso di occupabilità insomma dei giovani diplomati ITS. Ecco. La parola a Massimiliano Schiavon, quindi con questa consegna ora per questo giro di tavolo, no? Che effetto fa dai singoli osservatori vederli tutti in fila questi dati, e come ci si appronta ora insomma un po' a questi blocchi di partenza, anche se magari non sono solidissimi, no? Che ci affacciano a questi prossimi mesi, e anche quali sono le aspettative insieme ai timori. Prego. Allora, intanto grazie, buongiorno a tutti, ringrazio Fisascat per l'invito, credo che oggi sia un appuntamento importante, e ringrazio ovviamente anche primariamente il segretario generale regionale Maurizia Rizzo, che ho avuto modo di conoscere personalmente in occasione di diversi tavoli a cui abbiamo partecipato, tra i quali anche quello del piano strategico della regione. Credo che il lavoro fatto sia un lavoro corposo, importantissimo, un lavoro molto importante e che ritengo sia anche di grande utilità per tutto il sistema. Quindi approfitto di questa giornata poi anche per poterlo condividere con i nostri operatori, perché credo che sia arrivato il momento di partire dai numeri per fare tutte le analisi che ci spettano per il futuro. Avere quindi questa analisi che è stata fatta, che tra l'altro devo dire fa veramente rabbrividire, sono numeri che fanno veramente paura, sono numeri che si sono incarnati, consentitemi il termine, sotto la pelle degli operatori e che hanno fatto e stanno facendo ancora molto male, faranno male ancora per un po', purtroppo.
Ci sono stati degli spunti sui quali magari io vorrei anche riservarmi di intervenire nel secondo giro magari del tavolo. Vorrei però, se me lo consentite, anche dare una continuazione al lavoro che è stato fatto di analisi del dato dal 99 al 2019, con qualche appunto anche su quello che è stato il trend dei flussi nel 2020 e quello che potrebbe attenderci sul 2021. Il ricercatore, ai ricercatori con i quali voglio complimentarmi, sia dando un nome a questi dottori, al dottor Peron e al dottor Dalprà Caputo, insomma, che credo che abbiano fatto veramente abbiano dato veramente un grande contributo anche all'analisi per la ripartenza. È stato chiuso l'analisi di questa ricerca dicendo come ci arriviamo al 2021 e che cosa ci attenderà dal 2021 in poi. Ecco, io su questo punto vorrei dare un ulteriore contributo, se mi consentite anche un po' più leggero, al tavolo di oggi, perché credo che ci saranno degli spunti sui quali varrà la pena poi coinvolgere anche gli altri colleghi, gli altri attori che oggi sono presenti a questo collegamento. Proverò a condividere, se me lo lasciate, proprio semplicemente una ventina di slide. Vediamo se adesso chiedo aiuto un po' alla regia, se riusciamo a condividere il mio desktop. E magari se mi date un cenno, se riuscite a vedere in questo momento il mio desktop. Sì, sì, vediamo. Perfetto. Allora, io vorrei dare una continuità al lavoro che è stato fatto prima, cercando anche, per quanto possibile, di dare un po' una visione di quello che ci attenderà. Ovviamente sono degli spunti, perché non abbiamo la sfera magica di cristallo per capire quali saranno le dinamiche, anche quelle a breve termine, sulla riapertura di una stagionalità che ancora, insomma, vede alcune forti criticità. Quindi, partendo un po' vediamo, ecco se riesco, perfetto. Questa è un'immagine che a me è venuta in mente, che rappresenta un po' la sintesi di tutte le slide che ho visto prima. Sono slide alle quali ho contribuito insieme a una società con la quale stiamo collaborando in Federalberghi Veneto. Ringrazio anche per questo l'amico Mauro Santinato per aver collaborato con noi, per cercare di mettere a fuoco un po' quelli che saranno i nuovi trend. Questa lampadina secondo me sintetizza perfettamente quello che è avvenuto almeno fino al 2019 e non è un caso che sia una lampadina molto accesa, avete visto i numeri erano estremamente importanti, addirittura in qualche caso raddoppiati rispetto a quelli di 10 anni prima, una lampadina ad incandescenza molto accesa. Quello che invece rappresenta il momento dal 2020 in poi è questa lampadina qui, secondo me. Una luce molto flebile. Ormai io mi auguro che non si spenga, perché se questa lampadina dovesse spegnersi vorrà dire che affronteremo una crisi ancora peggiore, considerati i numeri che il turismo ha sul PIL nazionale, ma soprattutto sulla nostra regione, essendo considerata la prima industria. Quindi il compito che vorrei oggi darmi e condividere con voi è quello di cercare di capire quale sarà lo scenario turistico del 2021 e del 2021 in avanti. E quali saranno le dinamiche che cambieranno nel settore del turismo, nel settore ricettivo che io oggi mi onoro di rappresentare. Due parole, il 2020 è stato l'anno della resilienza. Temo che il 2021 dovrà essere l'anno indubbiamente della pazienza e dovremo averne ancora un po', onestamente. E dovremo averne un po' perché se è vero che nel turismo della fascia costiera della nostra regione forse qualche numero e qualche segnale lo stiamo vedendo, abbiamo sentito l'assessore Venturini intervenire prima, c'è una grandissima sofferenza al momento, soprattutto sulle città d'arte, dove va posta una grande e maggiore attenzione, perché se oggi è considerato l'anello debole, consentitemi di dire però che, visti anche i numeri della vostra ricerca, è un anello che prima di questa crisi era un anello molto forte in termini di indotto, in termini di occupazione, in termini di scelta anche del mercato estero. Quindi dovremo assolutamente far tesoro di quei dati e munirci di una grande pazienza e della capacità anche di resistere, uscire e portare le nostre aziende al di fuori del 2021. E come sempre in questi casi da dove bisogna partire? Bisogna ripartire dalla domanda e anche nel porci una serie di domande. Cosa vorranno i nostri clienti
nel prossimo futuro, che cosa chiederanno fondamentalmente alle nostre aziende, che tipologia di servizi si aspetteranno e cosa sarà importante per loro, cosa riterranno indispensabile. Ecco, questa è una slide che dà, secondo me, l'idea di quali saranno i temi fondamentalmente da affrontare. Cioè, i macro temi saranno quello di capire appunto l'evoluzione della domanda, il grande tema dell'innovazione, dell'innovazione e della digitalizzazione, e qui se volete dopo al termine faremo un'ulteriore puntualizzazione perché abbiamo un gap importante rispetto ai nostri competitor internazionali. Abbiamo sentito il tema della salute, il tema dell'igiene torna a essere preponderante, e ancora più, non che non ci fosse prima del Covid, ma adesso lo è diventato ancora di più, il grande tema della sostenibilità. Ci saranno 5 fattori chiavi secondo il nostro punto di vista da analizzare. La sicurezza, che conterà sempre di più, ma soprattutto in termini di percezione della sicurezza. Ovviamente la sicurezza non è un termine sul quale possiamo giocare, è un termine che dovrà essere percepito, ma dovrà essere anche reale e soddisfare poi le attese degli ospiti che frequenteranno le nostre destinazioni. Certo, la salute, sappiamo bene cosa stiamo vivendo, i governi introdurranno ancora maggiori controlli che diventeranno obbligatori in tal senso, l'igiene lo abbiamo già detto, su questo veramente non si deroga, ma non che, con questo io non voglio dire che prima non ci sia stata un'attenzione in tal senso. Quello che voglio sottolineare è che probabilmente la comunicavamo poco e invece oggi è diventato un aspetto fondamentale, la gente vuole sentirsi rassicurata. Ci sarà un tema legato ai brand, vinceranno coloro che si distingueranno soprattutto in termini di qualità, e su questo c'è un grandissimo fermento, anche da parte delle, devo dire, sono partite prima le catene internazionali. E bisogna ricominciare a dare valore alla nostra offerta, quindi un buon rapporto di qualità-prezzo sarà certamente un po' il mantra che ci accompagnerà. La sostenibilità, un grande tema che vedrà anche nelle progettazioni, nelle riqualificazioni, adottare tutta una serie anche di nuovissimi materiali ai quali forse avevamo posto attenzione, ma che sono già oggi di fatto reperibili sul mercato, quindi dall'utilizzo di impiego di materiali tipo il mattone cemento che assorbono l'anidride carbonica, piuttosto che il legno traslucido che può in qualche modo anche sostituire superfici vetrate, i pannelli in idroceramica che riscaldano praticamente assorbendo l'energia solare, le facciate che cambiano forma, materiali biomimetici, insomma vetri in grado di operare dinamicamente e di gestire il controllo del flusso di calore e di luce. E qua dobbiamo fare veramente un grande sforzo tutti quanti, perché credo che la politica è un po' in ritardo su queste tematiche, gli operatori non se ne tirano fuori dalla responsabilità, anche noi qui c'è da fare veramente a dare un'accelerata al nostro sistema di offerta turistica italiana e regionale. E c'è qualcuno che resta comunque ottimista. Alle recenti dichiarazioni fatte dall'amministratore delegato della TUI, insomma, parlano di quasi 3 milioni di vacanze prenotate. Questo, insomma, è un po' il vedere la luce in fondo al tunnel. Il turismo, vediamo che i vaccinati inglesi e americani sognano le vacanze italiane. E noi questo, guardate, lo vediamo nelle performance di analisi di performance aziendale. In questo momento i nostri telefoni stanno squillando molto, però chiaramente le domande sono anche tante, vogliono sapere quali saranno le condizioni, quale sarà la gestione della loro sicurezza. Le prime richieste ovviamente stanno anche arrivando, bisogna vedere se si tratterà di richieste che poi verranno confermate o se si tratta al momento di richieste virtuali. Sapete che tutti gli operatori hanno adottato un sistema molto flessibile, no, di prenotazione, quindi possono essere cancellate anche all'ultimo momento. Ci saranno ovviamente delle grandi offerte per attrarre i clienti nelle nostre grandi città d'arte, Roma, Firenze, Venezia, in testa. Non si richiedono più le caparre, c'è una tendenza molto al last minute della prenotazione, per non parlare in qualche caso di last second. Sicurezza che appunto torna assolutamente al centro anche oggi con i protocolli. Siamo in attesa di capire bene quali saranno quelli adottati per la riapertura anche del migliaio di strutture ricettive alberghiere sulla costa che si accingeranno ad affrontare la stagione estiva, ma vale ovviamente anche per tutti gli altri alberghi della regione Veneto.
Credo che su questo sia stato fatto un buon lavoro, credo che ci sia grande sensibilità da parte degli operatori, però ecco, insomma, il turista su queste cose vuole essere assolutamente rassicurato ed informato. La tecnologia, c'era già prima un grande fermento in tal senso, ovviamente tutto il Covid ha fatto altro che accelerare l'adozione di tantissime tecnologie che prevedono anche il contactless payment, cioè anche il distanziamento utilizzando la tecnologia, evitando appunto il contatto con qualsiasi dispositivo, i mobile check-in, le chatbot, diciamo la realtà virtuale, la cyber security, il riconoscimento facciale, l'intelligenza artificiale. Insomma, devo dire che su questo c'è stata una grande accelerata dovuta proprio anche al fenomeno Covid e alle tecnologie che stiamo usando. Molte destinazioni cominceranno sempre di più a organizzare dei tour immersivi, dei tour virtuali, utilizzando appunto tutto questo materiale di tecnologia che comunque, guardate, era già disponibile prima, era già disponibile da qualche anno, solo che forse il nostro paese riteneva in qualche modo di non averne la necessità immediata. Invece oggi le cose sono andate così. Nella progettazione delle nostre strutture ricettive cambiano completamente i modelli. Dovremmo considerare anche ci sono le smart room, cioè luoghi deputati al lavoro anche quando si è in vacanza, grazie all'utilizzo appunto della possibilità di utilizzare la tecnologia per svolgere il proprio lavoro, ma ancora attenzione al benessere, al fitness, gli aspetti che abbiamo detto. Altra cosa a cui dovremmo stare molto attenti è cercare un po' di fare semplicità, cioè di non cercare di non cadere nell'eccesso opposto, che è il fenomeno che si dice della digital overload, no? Quindi semplificare sarà fondamentalmente, a nostro avviso, la parola d'ordine, senza ovviamente compromettere la qualità del servizio. Io sono certo di condividere con molti di voi che se prima riuscivamo a partecipare a una giornata, oggi penso che ci possa fare 3, 4, 5, perché c'è la possibilità di collegarsi, e quindi questa cosa ha incrementato ancora di più il nostro stress da questo punto di vista. E quindi ecco che cominciano a nascere anche nuove esigenze, no? Quello di avere un attimo di pausa, di avere più attenzione alla natura, di concedere anche dei momenti di disconnessione. Su questo gli operatori cominciano ovviamente ad avere una certa sensibilità. Guardate quanto è incredibile e bella e comunicativa, ad esempio, questa slide che riguarda appunto, nel caso specifico, sono nuovi brand della catena Radisson, ma Hilton ne sta facendo, so che adesso è collegato anche Antonello De Medici, ci potrà dare qualche contributo in tal senso. Io la trovo straordinaria per lo sfondo del colore, per l'impiego dei materiali del legno, per il fatto che vedete su quel comodino non ci sono sicuramente apparecchi digitali, per individuals vuol dire anche la nuova tendenza che è quella di creare un po' un modello di vacanza tagliato su misura, quasi a livello sartoriale. Queste saranno poi le nuove tendenze con le quali gli operatori dovranno certamente confrontarsi. Ovviamente il tema dello smart working è inarrestabile, ci sono state sicuramente delle conseguenze importanti, soprattutto anche nelle trasformazioni nei grandi centri urbani. C'è una sorta di ripopolamento digitale, grande impatto anche sugli spostamenti per le finalità lavorative, questo ha messo in grande difficoltà le compagnie aeree, i viaggi per business sono praticamente azzerati ed erano forse uno degli elementi che sosteneva anche i viaggi intercontinentali, e questo è sicuramente un qualcosa con cui ci dovremmo assolutamente confrontare, ma ci saranno anche questi nuovi target che stanno arrivando, quindi gli smart workers saranno un target al quale gli operatori dovranno assolutamente porre una grande attenzione, queste nuove generazioni di ragazzi, molto digitali anche loro, ma ci saranno anche le new old generation. Considerate che questo fenomeno della vacillazione oltre ottantenni, dei settantenni, come stiamo in questo momento procedendo, seppur a rilento, ma consentirà a queste persone di muoversi con più libertà, magari rispetto a quelle fasce che non sono entrate ancora nei programmi di vaccinazione, quindi anche a viaggi estesi cosiddetti dei gruppi di famiglia. Ci sarà paradossalmente un aumento probabilmente anche
della bassa stagione, dovuto a questa sensibilità che si è creata di evitare luoghi e destinazioni troppo affollate. Questo vuol dire anche un aumento probabile della domanda in giorni della settimana anziché nel weekend, proprio per evitare gli assembramenti, un aumento della vacanza antistress, degli short break. Insomma, io credo che dovremmo ripensare completamente anche alle nostre aree, no? All'interno delle strutture ricettive, a considerare gli spazi dedicati per lo smart working, alle workstation, anche alla riconversione degli spazi degli hotel in chiave co-working. Pensate ai grandi, adesso il congressuale, quanto è in difficoltà da questo punto di vista. Ci sono stati operatori che hanno fatto ingenti investimenti anche poco prima dello scoppio, insomma, di questa pandemia, e si ritrovano ora a dover riconvertire, a ripensare a queste aree. Dobbiamo anche ripensare probabilmente a un impiego all'uso diurno delle nostre strutture ricettive, che diventino anche un luogo probabilmente in cui si possa continuare il lavoro ed incontrare nel rispetto del distanziamento. Insomma, le considerazioni che voglio fare io sono queste. Sicuramente il Covid è un killer del turismo, perché è andato proprio a colpire questo fenomeno sociale di vicinanza, no? Non c'è turismo se non c'è vicinanza e relazioni. E sono anche convinto, questo è uno spunto che voglio mettere, che non si ripartirà solo con concetti di slow tourism, con concetti di destinazioni, come dire, quelle un po' meno soggette a flussi turistici. Non basterà, perché, per dare un dato, sono 62 milioni le persone nel mondo, fa paura, che hanno perso il lavoro a causa della pandemia Covid-19. E anche su questo, devo dire, ho sentito parlare appunto di cassa integrazione. Bene, per fortuna siamo riusciti, dovremmo lavorare, lo faremo sicuramente anche con Maurizia nei prossimi mesi, credo, sul tema, per il sostegno dei lavoratori stagionali, perché forse la Costa adesso riuscirà a dare un po' un contributo, ma non basterà. E peraltro c'è un aspetto fondamentale, che negli altri paesi, ad esempio in alcuni paesi, non appena si presenta una domanda di cassa integrazione, contemporaneamente all'atto si deve presentare un piano di formazione, cioè bisogna investire in modo ottimale anche in termini di tempo e di formazione dei nostri collaboratori, ma anche dei nostri operatori. Cioè non possiamo affrontare tutto quello che è successo con i modelli che avevamo prima, fino al 2019, consentitemi. Quindi, per usare un termine tecnologico, è veramente arrivato il momento di riformattare, di cambiare completamente il software di approccio a queste nuove dinamiche. E cosa dobbiamo mettere al centro? Dobbiamo rimettere veramente al centro il capitale umano. Io credo che si ripartirà assolutamente da qui. Noi eroghiamo fondamentalmente servizi e il capitale umano per noi diventa ancora più strategico di quanto lo era prima. Io ho detto che abbiamo un gap di 10-15 anni da colmare rispetto ai nostri competitor internazionali. E guardate che sono veramente tanti, e su questo c'è da fare una riflessione molto approfondita. Siamo davvero molto indietro. Ho anche la preoccupazione che qualche generazione farà fatica a rientrare in questo contesto. E quindi dobbiamo assolutamente puntare su nuove competenze professionali, ma sarà anche altrettanto fondamentale lavorare sulla formazione dei giovani. E su questo io vi ringrazio anche per la citazione di ITS Turismo Veneto, che ricordo ha una sede a Jesolo, la sede principale, ma si sta distribuendo sul territorio, sul veronese, sul trevigiano. A breve, io mi auguro, riusciremo anche a partire sulla zona di Abano. Insomma, abbiamo diverse sedi, ma è un modello che sta funzionando e che servirà, secondo me, a dare ulteriore impulso proprio a questo processo di digitalizzazione di queste che dovranno essere poi le nuove leve da inserire nel turismo. 20 parole e poi io mi avvio al termine. Abbiamo fatto una riflessione. Queste saranno le parole, secondo me, che dovranno essere coniugate per riuscire a venire fuori da questo momento di grande crisi del nostro settore. E saranno parole come coraggio, bisogna avere azione, bisognerà essere veloci, bisognerà avere fiducia, bisognerà puntare sulla tecnologia, sul team, molto sull'innovazione, la sintonia, la pulizia, la sicurezza, la progettualità, occhio sempre, attenzione al mercato costante che cambia in continuazione. Bisognerà avere flessibilità, pazienza, il concetto di resilienza ci accompagnerà ancora per molto. Bisognerà dare valore, bisognerà coltivare il concetto della bellezza. Su questo credo che noi italiani possiamo essere capaci di esprimerci molto, siamo il paese della bellezza.
Attenzione al sociale, al sostenibile, al solidale, questo ci richiederà anche il mercato, alla creatività, che è una forse delle cose che noi italiani abbiamo nel nostro DNA, a coltivare le relazioni. Non diamo per scontato che la tecnologia le possa sostituire. Le relazioni purtroppo o per fortuna resteranno un tema importantissimo. Dobbiamo sforzarci di avere ancora ottimismo, dobbiamo cercare sempre di avere una visione che guardi molto avanti e, se consentitemi con l'ultima parola, cercare di recuperare anche un po' di leggerezza che ci dia la possibilità di affrontare le nuove sfide. Se riusciremo, a mio avviso, a coniugare insieme tutte queste 20 parole che sintetizzano un po' quelle che dovranno essere gli ingredienti per la nostra nuova sfida, secondo me la slide con cui vi voglio lasciare per poi aprire le riflessioni sarà questa. Io ho aperto con una lampadina in incandescenza molto luminosa che adesso ha una luce molto flebile, ma se, ripeto, riusciremo a cogliere le sfide, a coniugare queste 20 parole, questi 20 concetti sulle prossime nuove sfide, a mio avviso l'immagine con cui vi posso lasciare e concludere il mio lavoro sarà questa. Quali saranno le prospettive? Ecco, probabilmente una lampadina che a breve si riaccenderà, è una lampadina diversa, è una lampadina che ha dei concetti forse più di sostenibilità, che è la strada sulla quale noi dovremmo andare, ma certamente una lampadina che si riaccenderà velocemente e a mio avviso ridarà soddisfazione a molti operatori, come mi auguro molti anche dei nostri collaboratori, e soprattutto darà un grande impulso a quella che è l'economia della nostra regione in particolare. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, spero non avervi portato via troppo tempo e resto a disposizione poi per gli ulteriori interventi. Grazie a tutti. Bene, grazie a Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Io devo purtroppo pregarvi di essere un po' più brevi perché ci siamo dati l'obiettivo di chiudere alle 12:30 e di fare un secondo giro, a questo punto, se ce la facciamo, insomma, di riflessioni. Ecco. Anche perché ricordo chi ci segue tramite YouTube può anche consegnare, io me ne farò portavoce, magari qualche domanda via WhatsApp al cellulare 335 141 7858. E passo la parola perché poi a breve ha un altro impegno all'assessore Elena Donazzan, rompendo un po' la continuità della scaletta rispetto alle associazioni di categoria. Elena Donazzan, come sappiamo, assessore alla formazione e al lavoro della Regione del Veneto. A lei. Grazie, e veramente diciamo che andiamo in continuità con Schiavon perché è un po' mio, essendo lui il presidente della Fondazione ITS e su questo, come avete già detto, la Regione del Veneto sta investendo molto. Scuso di aver superato De Medici e l'altro, il presidente che seguirà, ma ho un problema legato a una crisi aziendale, a una ristretta con il Ministero dello Sviluppo Economico alle 12. Però questo è un convegno registrato, io lo riascolterò perché tutto quello che ho ascoltato fino ad ora lo ritengo di particolare rilevanza. Su che cosa? Io non sono molto rispettosa dei ruoli e quindi devo rispettare anche il mio di ruolo, che è quello principalmente di un ascolto e di un'azione. Che questo sia un settore strategico l'abbiamo compreso da tempo, ne abbiamo anche raccontato molto di come la nostra regione fosse la prima, di quanto complesso fosse ce ne siamo resi conto solo dopo, di quanta catena lunghissima, di una filiera interminabile con ramificazioni impegnative. Ieri abbiamo fatto, come diceva Maurizia Rizzo, che ringrazio perché è sempre molto proattiva con il ruolo del sindacato, e sui ruoli voi sapete che io insisterò molto e insisto da sempre culturalmente. Ieri, solo ragionando dell'impatto degli occupati e di una filiera da definire nell'aeroportuale, si è visto come si faccia fatica a imbrigliarla in segmenti di facile gestione. Quindi l'ascolto diventa la prerogativa della cosa pubblica, diventa anche però il senso di una reazione, di azioni che devono essere poste in essere. Sarò velocissima.
In questo ultimo anno devo dire che sul punto e sul grande macro settore del turismo ci siamo molto impegnati nella riflessione e nelle analisi. Anch'io mi compiaccio con i due ricercatori, perché c'è stata veramente un'analisi che tra le cose che conoscevamo ha però dato un sistema, un metodo di lavoro che ci induce un po' come in una funzione maieutica a dare delle risposte che portano, per quanto mi riguarda, a ancora più convintamente credere che sulla formazione noi si faccia la differenza. Noi lavoriamo su una materia prima che è la bellezza del nostro territorio. Il buon Dio ci ha dato veramente una terra straordinaria, ha posizionato l'Italia nell'immaginario collettivo del mondo con quelle parole che ora Massimiliano Schiavon ha elencato e che sono quasi un affresco di come veniamo percepiti fuori. Che noi si sia realmente consapevoli di tutte quelle domande, no. Allora un poderoso lavoro di formazione culturale fatta non solo dagli operatori, perché prima, e non a caso avete invitato 3 sindaci o comunque i loro rappresentanti, perché oggi il territorio diventa un elemento capace di attrarre o meno, e non solo per una bellezza data, non solo per un dato fornito, che Venezia sia Venezia lo sa il mondo. Le bellezze di Treviso, soprattutto i veneti le conoscono particolarmente, che abbiano sia il più grande bacino termale europeo lo si sa, che però una città risponda in termini turistici è un'altra cosa, e abbiamo visto in particolare sulle città d'arte come queste abbiano subito un contraccolpo da Covid, ma abbiamo anche visto quanto erano in grado di attrarre prima. Quando parliamo di comunità territoriale, io mi sforzo di pensare che oggi non sia immaginabile un mondo che dall'operatore del bar a quello che vende i giornali o ai nostri operatori del turismo non sappiano perfettamente parlare 2 lingue, non abbiano dimestichezza con le relazioni. Schiavon prima ne ha trattato, che non sono solo una cortesia, e già con Antonello De Medici qualche anno fa ci dicevamo dovremmo diventare, avendo noi dei picchi straordinari, dovremmo diventare la regione del sorriso. Guardate che con il sorriso si dice molto, si dice una forma di dress code, quindi proprio di come ti poni, di come tu dialoghi, di come fornisci le informazioni attorno al tuo territorio. E quindi anche la cosa pubblica, anche le amministrazioni avranno bisogno di sforzarsi se ne vogliamo pensare che l'industria del turismo possa tornare a quei numeri. Il secondo punto, quindi quale ruolo pubblico, non solo dell'ascolto ma anche dell'azione e della reazione. Dobbiamo diventare attrattori anche noi. Secondo, la formazione che in questi anni ha avuto una crescita straordinaria, io cito sempre l'ITS, ma non è solo l'ITS, dovrà vedere nella programmazione della Regione del Veneto sulla formazione, ma anche sugli altri fondi, perché noi siamo alla ripartenza da ieri di una fase che vedrà la programmazione europea 21-27. Che ruolo vogliamo dare all'ambito del turismo? Non solo quindi della formazione. Io credo che se, così come ci stiamo dicendo, come tutti a parole diciamo, ci sia la voglia di darla come priorità, allora questa deve essere realmente una priorità. Parliamo di riserve dentro la grande programmazione destinata all'industria del turismo in tutte le sue declinazioni. Pensiamo che ci debbano essere misure dedicate, ne abbiamo trattato in particolare insomma in queste settimane con Schiavon e anche con De Medici, perché noi riteniamo che nell'ambito del turismo una poderosa azione di formazione differenziata, molto ibridata, cioè con tutte le competenze che servono, e anche lì le analisi ormai ci forniscono già delle risposte, noi dobbiamo fare in modo che quella sia molto canalizzata. Terzo, Maurizio Rizzo prima ha detto una cosa significativa e io la guardo con uno sguardo rivolto alla riforme che devono essere fatte. Ieri è stato approvato il piano nazionale di resilienza e ripartenza,
Dentro c'è la voce grandi riforme, l'Europa ci impegna anche su questo, ma guardate che sugli ammortizzatori sociali, prima Schiavone ha trattato un pezzettino, no? Negli altri paesi quando fai una cassa integrazione o accedi agli ammortizzatori devi avere anche un piano di formazione. Qui è il contrario, qui ho dovuto portare una delibera la settimana scorsa per dire che la formazione si può fare anche quando si è in ammortizzatori e questo non è più possibile. Come, e chiudo, sullo sfondo dobbiamo riguardare tutto ciò che riguarda il welfare aziendale, il welfare territoriale, il welfare previdenziale, un'azione di previdenza complementare, di accompagnamento nelle misure proprio di difesa della parte dei lavoratori e delle aziende, perché larga parte di coloro che stanno perdendo il lavoro in questo ambito sono autonomi, privi di qualsiasi paracadute. Ma non è più possibile che l'Italia non abbia anche questo. Possiamo farlo pagare ancora alle aziende? Il costo del lavoro è già il più alto in assoluto rispetto anche proprio alla capacità di competere. Io credo che su questo si debba ragionare che più si interviene sulla previdenza complementare e sulle azioni di welfare aziendale e territoriale, meno dovrebbero essere appesantite le tasse per questo settore, questo segmento. Non si può essere incoerenti, e chiudo dicendo l'Italia è il paese turistico per eccellenza, noi siamo la bellezza e noi crediamo in questo, lo dico da politico adesso e faccio l'autocritica. Se poi non sei coerente, se poi continui a mettere ore 22, se poi non riapri e permetti che l'ambasciata americana scriva sul suo sito che l'Italia non è un paese su quale si può andare a fare turismo in questa stagione, non puoi essere così incoerente da non pensare che se vuoi aiutare questo segmento devi veramente mettere risorse o devi alleggerirlo, perché le due cose non possono non stare insieme. Ecco, quindi per quanto ci riguarda e quanto mi riguarda, su questo io credo da sempre moltissimo, e io credo anche che nella prossima programmazione europea che parte ora dovrà essere uno dei focus su cui puntare proprio questo. E siccome si deve scegliere in termini di priorità, sul turismo ci misureremo reciprocamente e vicendevolmente. E scusate se vi devo lasciare. Grazie Assessore anche per la sua esaustività e devo dire la sua concretezza, no? di sempre. Ecco. Io procederei passando subito la parola ad Antonello De Medici, Presidente di Federturismo Veneto. Prego. Beh, allora intanto grazie per la possibilità di intervenire e ringrazio Maurizia per l'invito e tutti gli altri relatori. Saluto Elena che ci sta lasciando. Mi ricollego velocemente a quello che ha detto anche un po' Massimiliano, nel senso che poi su queste cose uno degli effetti più interessanti che si può analizzare anche in termini di che cosa ha modificato questo scenario di crisi per il nostro settore è dato dal fatto che ci si avvicina molto di più, ci sono molte più occasioni in cui anche a livello di associazioni ci si confronta sulla progettualità, sulle strategie, sulla visione e c'è meno parcellizzazione. L'auspicio è che questo modello di collaborazione possa diventare poi esteso anche alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni e fra queste non soltanto la Regione ma ovviamente i comuni che hanno un ruolo determinante nella determinazione delle strategie sul territorio si possa creare un modello differente. Il Veneto è tipico di alcune azioni che sono molto legate al specifico territorio, quasi dimenticandoci che visti con una lente di ingrandimento dall'alto la lampadina di cui parlava Massimiliano Schiavon è ancora molto piccola, per alcuni territori internazionali siamo una candela, neanche una lampadina, e quindi riaccenderla credo che ci necessiti di uno sforzo e di un impegno completamente differente. Alcuni dei temi trattati, la resilienza, sono molto importanti, no? Citati da Massimiliano. Io adesso anche io cercherò velocemente di farvi vedere alcune cartelle per poi lasciare la parte di discussione a chiunque voglia intervenire nel secondo giro. Io aggiungerei qualche parola che mi piace anche nello spunto, no, delle keywords che ha usato Massimiliano. Sicuramente il coraggio, cioè questo è un settore che ha bisogno di coraggio.
ha bisogno di certezza, ha bisogno di norme, ha bisogno di protocolli che non ci limitino alle 10 di sera che si chiude la serranda, oppure mangiare fuori, mangiare dentro se ho il distanziamento, cioè bisogna smetterla di avere un approccio come se fossimo dei bambini incapaci di intendere e di volere. Siamo dei professionisti, siamo delle aziende che hanno investito tanto, abbiamo necessità di essere sicuri, di dare sicurezza. Sarebbe interessante avere uno sviluppo della campagna vaccinale per gli operatori del turismo, che sono uno dei primi elementi in questo safe travel di cui anche Massimiliano ha parlato, ma non se ne parla come di una categoria a rischio, ma noi vediamo in contesti in cui in Veneto interagiamo con milioni di turisti sia internazionali che stranieri, e quindi il primo elemento di tranquillità dovrebbe essere quello proprio delle persone che lavorano all'interno delle strutture. Ovviamente l'altra parola che mi viene, e poi lo vedremo velocemente il perché dalle mie slide, è la pianificazione, cioè non si può più improvvisare. Da sempre si immagina che il turismo non sia neanche un'industria, il turismo è un'industria e deve seguire delle regole sia di carattere economico-finanziario, delle regole sul mercato del lavoro e delle regole sulla capacità di rispondere ai bisogni della domanda di mercato, che richiedono professionalità e pianificazione. Quindi collaborazione, che ho detto prima, coraggio, pianificazione, professionalità, io mi limito a 4 di parole, Massimiliano è più bravo, è arrivato a 20, però voglio dire, il senso è che dobbiamo rimappare, riformattare, come ha detto lui prima, il modello su cui ci confrontiamo. Presenterei le mie slide per darvi qualche spunto in più, se possibile, in modo tale da poter attivare questo, diciamo così, percorso insieme. E ovviamente questo tipo di ragionamento credo che possa essere per noi anche un'occasione di riflessione poi che si possa fare. Spero che si veda la finestra sulla quale ho inserito questo tipo di presentazione. Allora, ovviamente la prima cosa che farei è di commentare una cosa che anche la ricerca che è stata benissimo sviluppata nella prima parte della presentazione ci dice alcune cose. Guardiamo un dato, nel nostro ambito veneto le permanenze medie da parte dei mercati sono permanenze medie importanti, cioè non abbiamo semplicemente un mercato del corporate che dura una giornata e che quindi ha una rotazione e una volatilità di un certo tipo. Abbiamo 2 grandi temi. Uno, una permanenza media che è importante, e questo è anche frutto del fatto che ci sono offerte non solo di città d'arte, ma anche di luoghi per vacanza, dai laghi alle spiagge, alla montagna, che ci danno più tempo da dedicare a questo piacevole, diciamo così, intermezzo nella vita che tutti quanti vogliono fare, cioè una bella vacanza. Però è anche vero che 4-5 giorni, 3 giorni in alcuni contesti sono un patrimonio anche in termini di opportunità di investire sulla qualità della permanenza per creare i ritorni e i cosiddetti clienti leali. Quali sono le quote di mercato sul totale? Questa è un'analisi fatta anche insieme con il CISET. Fondamentalmente il nostro è un mercato fortemente dipendente dal mercato di prossimità, però questo può essere anche un vantaggio competitivo, perché i mercati più vicini sono quelli che sono più pronti a ripartire. Dobbiamo però capire che molti altri hanno avuto le stesse idee, cioè coltivano i mercati di prossimità o di semi-prossimità. Quindi dobbiamo avere un modello che sia accogliente e anticipatorio rispetto ai bisogni. E non dico semplicemente la Germania, l'Austria o la Svizzera, quindi i paesi di lingua tedesca, molti paesi della cortina dell'est che si affacciano a noi e che sono più vicini, perché in alcuni casi abbiamo sicuramente un vantaggio competitivo, però anche nel lungo raggio. Prima l'assessore Donazzano ha citato di questa comunicazione dell'ambasciata americana che trovo assolutamente inaccettabile, poi tenendo conto che molte delle aziende, e io ne conosco abbastanza del nostro mercato con i marchi, sono mercati di aziende di fatto che hanno brand americani, e quindi credo che conoscere i protocolli e la sicurezza che vengono messi in piedi da tanto tempo, sin dalla scorsa stagione estiva, dovrebbe essere invece un monito a viaggiare meglio sui paesi dove ci sono strutture capaci di rispondere a certi bisogni. Ovviamente l'altro dato importante è che però ci sono dei paesi che sono i cosiddetti paesi più lontani o emergenti, che quando vengono sul territorio spendono di più, e quindi non pensiamo che semplicemente lavorando sulla Germania abbiamo risolto il problema. Bisogna capire quali sono le diverse tipologie della domanda
e creare in alcuni casi i meccanismi per i quali ci siano le risposte giuste ai bisogni. E in questo caso credo che ci sia un effetto che viene ogni tanto considerato, ma non sempre. Il turismo non è soltanto il 13% del nostro PIL regionale e nazionale, è anche un ponte verso un indotto potenziale molto elevato, sia in termini di produzione artigianale, di produzione industriale, di il bello citato prima, quindi la moda, il design, eccetera. Quindi la spesa complessiva è molto importante e questo credo che debba essere anche un veicolo per la ripartenza nei prossimi 2 anni, perché ovviamente i tempi della ripartenza sono complicati. Se guardiamo al valore del mercato sulla spesa è ovvio che il paese che ha più presenze ha una presenza maggiore, ma se guardiamo al secondo paese, e su questo giocano molto le città d'arte, sono gli Stati Uniti, che amano l'Italia, hanno un legame forte, hanno un legame con quella bellezza e quella storia. Ovviamente ci sono paesi emergenti come la Cina, adesso c'è un po' di recupero necessario di quella che è anche la credibilità del viaggio da e per l'Asia, per quanto ci è accaduto in questi mesi, però sicuramente anche lì i primi che dovranno ripartire dovranno sapere come approcciare e come considerare i viaggiatori che vengono come turisti o come, diciamo così, quindi non soltanto turismo per piacere, ma anche turismo per lavoro da mercati di tipo emergente. È interessante capire quali sono i segmenti, perché i maggiori segmenti che portano impatto in termini anche di redditività sono quelli legati alle città d'arte, all'arte, alla cultura, al lusso cosiddetto, ma anche molti segmenti business. Quindi tutta la parte dei meeting, dei congressi, degli eventi è fondamentale per far ripartire tutto il volano del mercato, in particolare in una cultura di una regione che ha anche un impatto di fortissima stagionalità. Se vogliamo destagionalizzare, dobbiamo recuperare la centralità delle destinazioni nel Veneto sui meeting, gli eventi e i congressi. E quindi è ovvio che se al momento la maggiore tendenza è per la spesa con una destinazione culturale e nella stagione estiva di carattere balneare, c'è tutto poi un altro tema di recupero attraverso anche concetti di sostenibilità delle destinazioni minori, dal delta del Po, ovviamente all'arco prealpino, cioè ci sono tutta una serie di opportunità per cui allargare la permanenza media, dando l'accesso ad una vacanza che inserisca all'interno della visita culturale o per piacere anche dei momenti di esplorazione sul territorio, credo che sia un'altra grandissima opportunità anche in chiave di collegamento con quella che è l'offerta enogastronomica. Qui vado un po' veloce, ma insomma ci sono dei dati interessanti, ci sono dei paesi in cui l'offerta culturale è predominante e ci sono paesi in cui l'offerta naturalistica è molto importante. Qual è la logica? Analizzare i dati e offrire un'estensione culturale a chi vive la parte naturalistica e offrire una parte naturalistica a chi non aveva immaginato la bellezza anche della natura quando il viaggio è motivato da una spinta di carattere culturale o informativo di visita o di esplorazione delle città. E in questo senso la Germania e l'Austria hanno sicuramente una predominanza nell'arco della fascia più, diciamo così, dell'estate sulla costa, ma non è detto che poi questi stessi mercati non possano trovare motivazioni anche su diversi tipi di scelte. Inversamente proporzionale Inghilterra e Stati Uniti, che si muovono prevalentemente sull'attrattività delle città d'arte, in particolare di Venezia. Ovviamente se questo è vero sia per il balneare che per il culturale, bisogna capire quanti sono i mercati fondamentali su cui andare a concentrare gli sforzi di riattivazione della promozione, perché bisogna avere un piano strategico che parta dallo sblocco dei paesi in termini di post-pandemia per andare a toccare quella che è la destinazione prescelta da quelli che sono gli intermediari di questo. E gli intermediari, come sapete, oggi non sono più soltanto gli agenti di viaggio e tour operator, sono moltissimo tutti quanti i siti che promuovono le destinazioni. Quindi la qualità dell'offerta nella capacità di essere in contatto con il mondo che decide attraverso l'internet, attraverso i website e attraverso anche i social network è fondamentale, e anche le istituzioni che governano i territori devono cominciare ad alzare il livello in termini di qualità dell'offerta e di integrazione dell'offerta. Un esempio di questo in termini di mappatura del potenziale: Venezia ha come esempio una grandissima tradizione sull'immagine che ha unica al mondo,
però è anche vero che può diventare una grandissima sede per meeting internazionali, per eventi social, per un nuovo mercato sul wedding, che è tutta la parte relativa ai matrimoni, ma anche su quella che è la potenziale immagine come futura capitale della sostenibilità. Ecco, questi sono degli stimoli che devono traguardare non soltanto il recupero del vecchio, ma come diceva qualcuno prima, lo stesso Massimiliano, la traduzione della lampadina da riaccendere passa forse attraverso anche una scelta un po' più sostenibile e verde in termini proprio di cultura dell'offerta. Qual è il vantaggio competitivo? Spesso si pensa che abbassando i prezzi, andando a cercare il mercato low cost, noi recupereremo più in fretta. In realtà non è proprio così, nel senso che ci sono dei segmenti di nicchia che sono molto profittevoli e più pronti, e per la qualità, diciamo così, delle risorse che hanno a disposizione in termini di capacità di spesa, ma anche perché magari alcune generazioni hanno avuto il privilegio di essere, in questo caso ad esempio, vaccinati per prima, e quindi ad avere disponibilità sia di sicurezza del viaggio e anche di risorse economiche. Bisogna imparare ad andare a cogliere ogni singolo specifico segmento di mercato in ogni paese, che man mano ridiventa un paese accessibile per noi. Non ci dimentichiamo che tra questi c'è anche il mercato domestico e l'Italia, ovviamente, perché questo è il primo che dovrebbe cercare di recuperare qualche quota immediata, se già dalla prossima settimana avremo questa maggiore, diciamo così, possibilità di ritornare a muoverci senza costrizioni che non fossero determinate dalla pandemia in termini di crisi acuta. Quale mercato per le destinazioni? E qui va aperta una riflessione che poi lascerò al commento durante la discussione, perché cerco di chiudere velocemente. Beh, intanto che ci sono destinazioni passive e destinazioni proattive. Per diventare attivi e proattivi bisogna reinventare l'esperienza. Come vanno reinventati i modelli, anche in termini di mercato del lavoro, di nuovi ammortizzatori, come diceva l'assessore Donazzano, della creazione di questo ponte tra il sostegno al reddito e la riformazione. Io su questo cito anche le esperienze possibili attraverso gli enti bilaterali e regionali, la possibilità di creare un ponte, no? E qui ringrazio anche Maurizio per il gran lavoro fatto nella presidenza di EBIT della nostra categoria associativa. Io adesso indegnamente cerco di portare avanti alcune delle iniziative, ma mantenere in piedi gli EBIT durante gli anni di crisi come questa vi lascio immaginare quanto difficile è, e per questo abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo all'assessore Donazzan, che ci sta dando delle disponibilità a riflettere su eventuali anche strumenti nella pianificazione economica 21-27, perché può diventare uno strumento per riqualificare anticipando, per formare attraverso la capacità di raccontare le storie. Si parla tanto di storytelling, ma lo storytelling richiede anche metodo, non soltanto conoscenza dei contenuti. Ecco, tutte queste cose per ridiventare, anche dal punto di vista del capitale umano, strategici rispetto alla destinazione, sono parte della mappatura di dove dovremmo andare. Ovviamente le offerte tradizionali servono, quindi senza gli alberghi, senza le strutture ricettive, senza la ristorazione di qualità, senza i trasporti di qualità avremo sicuramente un handicap rispetto al mercato internazionale. Ma una volta che siamo al livello giusto per questo tipo di offerta, non basta più, perché bisogna creare prodotti, inventare percorsi, andare a cercare le nicchie di comunità di consumatori anche attraverso i social network. Questo fa una grande differenza, e qui il ruolo delle amministrazioni e delle Destination Management Organization, quindi delle OGD, chiamiamole così in maniera più italiana, sono sicuramente determinanti. Non si può più aspettare passivamente che siano solo le cose che accadono per caso quelle che risolveranno il problema del nostro settore e del nostro mercato. E quindi andiamo a capire almeno una cosa. Io qui ho parlato di dalla sopravvivenza all'evoluzione. Beh, certamente bisogna essere meno commodities e quindi meno prodotti scontati e che sono tutti quanti a quel punto visibili solo in una logica di quello che costa di meno, e cercare di alzare il valore, e per alzare il valore bisogna fare marketing dell'esperienza. Ovviamente su questo alcune considerazioni sono sui target, e quindi i nuovi clienti che sono dai millennial a diciamo così i nuovi Perdoni, le devo chiedere di volgere verso la conclusione, perché ci mancano 20 minuti e abbiamo già visto sfumare la possibilità e lo spazio per un secondo giro. Bene, la allora, prego, grazie. Chiudo dicendo semplicemente una parola, che comunque sia, con tutta la tecnologia che dovremo imparare ad usare, questo sarà sempre un people business, ovvero un qualche cosa che soltanto attraverso le persone riuscirà a creare valore aggiunto. Ho terminato.
Grazie. L'ultimo Prego. tassello delle associazioni di categoria vede al tavolo Assoturismo Veneto, quindi il microfono aperto ora per Francesco Mattiazzo, il suo presidente. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto. Sarò molto breve, visto che i miei due colleghi e amici hanno fatto delle relazioni molto dettagliate e precise. E ringrazio la Fisascat, la dottoressa Rizzo e i ricercatori nell'invito. E mi congratulo per l'iniziativa, poiché il tema del turismo e della ripartenza è fondamentale. Il titolo è perfetto, quando la crisi si accanisce contro un settore. Il Veneto, come sappiamo, è eccellenza nel comparto del turismo e però è completamente in crisi. La situazione in questo momento, come anche prima descritto ampiamente, è disastrosa. Purtroppo il sistema Italia del turismo anche in passato non funziona e non è stato fatto e non viene fatto quasi nulla anche in questo momento per aiutarlo. In questo settore la concorrenza dall'estero è organizzata e programmata. Ad oggi le nostre linee guida sono a breve termine e secondo me anche con molta confusione. Le aziende hanno ricevuto pochi ristori e i dipendenti ricevono la cassa integrazione nei tempi stabiliti, ma la media è di 700 euro, una famiglia non vive. Sappiamo che noi in questo momento l'unico rimedio è il vaccino, però dobbiamo assolutamente ricevere dallo Stato degli aiuti per le aziende, per i nostri dipendenti, dobbiamo avere delle contribuzioni, dobbiamo costruire in poche parole, secondo me, il nostro futuro e la Regione deve essere il nostro partner per creare innovazione, formazione e programmazione. Insieme tra tutti noi dobbiamo costruire un percorso con le istituzioni del Veneto, con i sindacati, con tutta la filiera, i dipendenti. Ricordiamo sempre che i dipendenti sono il nostro valore aggiunto. Un'azienda del turismo si basa sulle professionalità e quindi i dipendenti dagli alberghi ai centri congressi, ai trasporti sono fondamentali per noi perché sono, come dicevo prima, ad oggi sono il nostro valore aggiunto. Però sono anche i più colpiti e ormai in questo momento noi abbiamo finito il tempo, cioè le aziende ad oggi sono veramente tutte stremate e lo stesso i dipendenti. Quindi noi dobbiamo capire adesso dai flussi turistici con gli aeroporti, dobbiamo parlare del futuro. Se finisce la pandemia, la ripartenza, come sappiamo, e speriamo con questi vaccini la pandemia finisca, sarà molto lenta. Avremo nel 21 un mercato nazionale per poi ripartire nel 22 con un mercato, speriamo, estero. La destagionalizzazione per noi è fondamentale per noi cercare nuovi mercati di qualità. Come prima diceva anche Antonello, il turismo dei congressi, degli eventi, che è poco sviluppato in Veneto, ma ha grandi possibilità di crescita. Dobbiamo quindi reinventarci e organizzare il nostro settore. Ad oggi un dato confortante, però i dati delle principali agenzie delle business travel sono tutti con dati positivi. Una ripartenza lenta, ma già viene visto nei prossimi mesi con una ripartenza molto più sostanziosa per poi dopo incominciare la grande crescita a settembre. Siamo quindi in ripartenza, però come anche prima si parlava, prendiamo lo spunto dallo smart working. È stato annunciato da Google e anche dalle grandi banche d'affari americani che incomincerà a diminuire dalla fine del 21 in poi. Le riunioni in presenza ritorneranno, poiché il virtuale non dà sensazioni e relazioni umane. Ricordiamoci, relazioni umane. Il turismo vive di relazioni umane e di sensazione, che uno schermo invece lo toglie. Anche in questo momento cioè, un evento come il vostro fatto in presenza sarebbe stato molto più
avrebbe dato una sensazione completamente differente, anche se fatto benissimo. Quindi dobbiamo tornare a ragionare con un mondo che cambierà, che è cambiato, ma però che anche il vecchio mondo con delle piccole modifiche può ritornare, specialmente nel campo del turismo. La Regione Veneto, secondo me, ha delle grandissime potenzialità, abbiamo un'ottima interazione con Regione, con tutte le associazioni di categoria, con tutta la filiera, deve essere pronta a ripartire. Non vengo a darvi dati perché tanto sono già stati spiegati bene da Massimiliano e da Antonello, quindi io vi ringrazio e lascio velocemente la parola perché ripeterei le stesse cose di prima. Grazie. Grazie a Francesco Mattiazzo, presidente di Asso Turismo Veneto, lo ricordo. Spetta ora a Stefano Marchioro chiudere il giro del tavolo. Mi permetto solo magari di aggiungere una cosa, no? O comunque di dedurla, di metterla come tassello di conclusione rispetto ai dati che abbiamo visto e agli interventi vostri finora. In qualche modo credo, e anche su questo poi, come dire, le proposte del sindacato si inseriscono, c'è anche una catena della creazione del valore del sistema turismo da ridefinire, perché è vero che diventano con più urgenza centrali alcuni elementi del valore della proposta turistica che già si affacciavano come nuovi, no? E che chiedevano di essere considerati centrali, ma alcuni, lo abbiamo visto, insomma, si aggiungono ulteriormente. Ecco, a Stefano Marchioro, se posso, affido anche una domanda che mi giunge da un collega giornalista che dice: si parla ancora una volta di rete e di interventi strutturali, che cosa c'è per il Veneto nel recovery plan o cosa dovrebbe esserci, e quindi che progetti sono stati messi sul piatto, saranno stati messi sul piatto, e come dire, che risorse magari potremmo attendere. A lei. Buongiorno a tutti, grazie per il coinvolgimento, ringrazio molto Maurizio Rizzo e la pizza Cisle per aver promosso questa iniziativa, e anche, diciamo, mi unisco alle riflessioni positive sul ottimo quadro d'insieme fatto dai due ricercatori, Francesco Perone e Stefano Dal Pla Caputo, perché hanno messo a sistema dei dati che in parte conosciamo e che in parte trovate anche nella nuova piattaforma www.osservatorioturismoveneto.it, che vuole diventare proprio anche uno strumento dinamico per operatori, per imprese, per addetti ai lavori, per visualizzare costantemente l'evoluzione del mercato e del sistema turistico. Però proprio, diciamo, la ricerca ha messo in evidenza, secondo me, anche quelli che erano già i punti di criticità. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei presidenti delle associazioni con cui ci confrontiamo costantemente, e trovo che abbiano espresso con grande lungimiranza e visione quali sono le possibili linee di direzione da assumere post pandemia. Però appunto vorrei dire anche che quella lampadina incandescente, questa bella immagine che ha mostrato Massimiliano Schiavon, era anche una lampadina un po' abbagliante, e i dati che ci hanno mostrato i nostri ricercatori e la messa a terra che ha fatto poi anche Maurizio Rizzo rispetto al mondo del lavoro, come dire, lo dimostrano. Perché è vero che il turismo è resiliente, sa reagire, eccetera, ma non era tutto oro quel che luccicava. Peraltro noi oggi abbiamo visto arrivi e presenze, e gli imprenditori per primi mi insegnano e ci insegnano, io mi occupo anche di economia del turismo, che evidentemente arrivi e presenze sono un dato utile, ma sicuramente non sufficiente a comprendere la complessità del fenomeno turistico. Già quando parliamo di permanenza media capiamo qualcosa di più, quando mostriamo e parliamo di spesa turistica ancora abbiamo un occhio ulteriore, diciamo, su quello che è davvero il fenomeno turistico. E io devo dire che in questo senso c'erano delle criticità già forti presenti pre-pandemia. Temi di sostenibilità non solo ambientale o sociale, l'ha ricordato anche il sindaco di Abano
Federico Barbierato, e ha fatto bene, perché insomma non dobbiamo mai scordarci, come dire, di cosa abbiamo lasciato, però io pongo un tema di sostenibilità economica. C'era un tema di sostenibilità economica, perché l'assenza totale, va detto, di organizzazione del nostro sistema paese, delle nostre destinazioni, anche quelle venete, dal punto di vista proprio del management, della gestione delle destinazioni, portava una totale incapacità di organizzare l'offerta sul digitale, ad esempio. Tema che non ha la Francia, che è partita nel 2002 con una propria piattaforma, Open System Alliance Réseau, e nel 2016 aveva il 98% delle destinazioni francesi organizzate in termini offerta su quella piattaforma, e nel 2019, alla vigilia della pandemia, l'ha trasformato, si è parlato molto di esperienze, l'ha trasformato in Open System Experiences. E qui da noi invece le esperienze le organizzano gli altri, le organizza Booking, le organizza Airbnb, le organizza Expedia. Io non sto demonizzando questi soggetti, fanno il loro mestiere al netto dei problemi di elusione fiscale che ricordava giustamente Barbierato, e che non sono proprio banali in termini di concorrenza leale, no? Ma il tema vero è che in Francia non è che non ci siano Booking, non ci siano Airbnb, non ci sia Expedia e quant'altro, solo che non si rapportano one-to-one con le singole imprese come accade da noi, ma con un sistema organizzato, che poi è la stessa cosa che ha fatto la Gran Bretagna con NearMind, o la cosa che da 20 anni e più fa l'Austria, che ha trasposto sul digitale il proprio approccio di destination management. Noi siamo ancora convinti che in Italia ci siano le scorciatoie, siamo ancora convinti che la creatività ci salverà o la bellezza ci salverà. Queste sono le risorse che abbiamo come sistema paese, molto più di altri, ma basta vedere anche chi erano i nostri competitors. Non erano più solo Francia e Spagna, ma competitors nostri cominciavano ad essere la Germania e la Gran Bretagna, che sono tradizionalmente i nostri naturali affluenti. Ma perché lo erano? Su un piano organizzativo e gestionale, che hanno trasposto anche sul digitale. Ora, qui non possiamo, diciamo, io ho visto anche quest'anno purtroppo trascorrere quasi in vano. Iniziavo questi webinar un anno fa dicendo il Covid, con tutto ciò che ci ha portato di negativo, ci ha dato una finestra temporale, quella di recuperare il gap organizzativo e gestionale. Non siamo riusciti a farlo, c'è ancora troppa frammentazione a livello nazionale, a livello regionale, a livello di destinazioni, pubblico versus pubblico, privato versus privato, e diciamo pubblico versus privato. Non possiamo più permetterci questo. Venivano ricordate le organizzazioni di destinazioni, voi sapete, chi mi conosce, quanto abbia investito in questo, insomma mi occupo da 30 anni di destination management, e però diciamo ancora non siamo riusciti a colmare il gap, non bastano i tavoli di concertazione. Giustamente Antonello De Medici parlava di Destination Management Organization, chiamiamola all'italiana, chiamiamola PIPO, non mi interessa, ma dobbiamo uscire dai tavoli di concertazione e avere sui territori forme di presidio organizzate. Il Veneto non si governa da Venezia dal punto di vista turistico, anche se Venezia, il Veneto, il piano strategico, la regione possono fare sintesi, possono fare ampio sistema, soprattutto sul livello, diciamo, organizzativo, promozionale e delle linee strategiche, ad esempio rispetto adesso alla programmazione 2021-2027. Poi però se non abbiamo sul territorio delle destinazioni strutturate, organizzate anche sul digitale, guardate, appunto non era tutto oro quel che dica. Avevamo e abbiamo dei problemi di innovazione di processo, appunto la capacità di saperci organizzare e di innovazione di prodotto, perché ha ragione Massimiliano Schiavone e anche Francesco Mattiazzo, non si parte o non si riparte con lo slow tourism, nessuno di noi ha questa, però il collegamento vero, non diciamo enunciato, tra i prodotti mass market che ci hanno fatto grandi, quindi quello balneare, quello delle spiagge, quindi quello della montagna, quello del lago, ma anche quello delle terme, eccetera, con l'entroterra del territorio non è ancora stato fatto, è sulla carta. Ci sono dei punti avanzati, penso appunto al bike, al cicloturismo, che comincia anche a essere
high spending, quindi non è diciamo un turismo low cost, eccetera. Ma questi temi devono diventare, in realtà, il tema della sostenibilità, anche qui non deve rimanere uno slogan, perché è una questione di mercato, diciamo, tutti i relatori hanno evidenziato questo, cioè guardare la domanda di mercato. Allora, io sono italo-tedesco, è vero che la Germania non può essere il tutto, ma comunque rimane il mercato di lingua tedesca una fetta importante. E in ogni caso, tutto il mercato nordico, o ci metto anche la Francia in questo ragionamento, oltre che la Scandinavia, eccetera, ha nello stile di vita legato alla sostenibilità un elemento non modaiolo, ma di assoluta priorità. Quando, come dire, i tedeschi pre-pandemia abbandonano nel viaggio in Europa l'aereo per il treno, per concorrere ad abbattere CO2, questa è una scelta di campo, di stile di vita, che non è uno slogan ormai appannaggio di qualche associazione ambientalista o di qualche forza politica che tra l'altro in Francia, come dire in Germania, oggi come dire, si candidano a governare il paese. Questo significa che quelle società hanno fortemente interiorizzato questo tema e quindi la richiesta in termini di prodotto sarà forte in questa direzione. E quindi diciamo è che avremo, secondo me, una fase iniziale in cui la voglia di ripartire prevarrà su tutto e quindi l'abbiamo già visto cosa ci offrono le finestre, ma poi si sedimenta questo e si torna, come dire, a un approccio più meditato. Questo avverrà così come ho sentito parlare molto di grandi eventi e di industria del Making Incentive Congress and Events, cioè del MICE. Vero, ma va totalmente ripensata. Cioè era un'industria già in difficoltà pre-Covid, perché le industrie farmaceutiche spendono meno, perché le aziende investono meno, perché la tecnologia, diciamo, anche dopo la pandemia, senza avere l'overload che ricordava Massimiliano, però ci sarà. E quindi, giustamente, riconvertire gli spazi, anche quelli stessi delle aziende ricettive, in spazi di coworking, lo smart working per le destinazioni leisure, cioè è tutto un ripensamento che dovremo avere. Avremo meno grandissimi convention e avremo, diciamo, più riunioni di qualità in spazi, come dire, di nicchia o di prestigio. Ecco, questo secondo me va assolutamente ripensato questo. Allora, siccome non credo ci sarà un secondo giro, diciamo, rispondo anche velocemente. Abbiamo visto ieri il ministro, insieme agli altri ministri, annunciare quelli che saranno le linee guida diciamo, sul recovery plan. Io mi aspetto, come dire, i libri di sogni regionali o locali, diciamo, tradotti su livello nazionale. Sarà un po' top-down questa volta e saranno le regioni, i comuni, i soggetti a spendere le risorse su alcune linee guida che forse in questo momento ci sta anche. Allora il tema che all'ordine del giorno è sicuramente quello della digitalizzazione e noi per primi a livello Veneto abbiamo proposto sul piano nazionale il fatto di avere un'unica piattaforma nazionale interoperabile con diversi livelli di destinazione che costruisca l'offerta non per fare concorrenza al booking perché sarebbe velleitario, ma per organizzare l'offerta e organizzare le esperienze, mantenendo il controllo come imprese e come territori. E l'altro aspetto è quello appunto manageriale, sia, come dire, nelle destinazioni, sia nelle imprese, perché diciamo oggi abbiamo avuto le punte avanzate del sistema di imprese, ma c'è molto da fare anche nel tessuto imprenditoriale come in quello del mondo del lavoro. Noi vorremmo avviare in parallelo alla programmazione 2021-2027 anche l'aggiornamento del piano strategico del turismo, perché gli scenari sono mutati, i chairperson saranno le stesse persone che sono attorno a questo tavolo e quindi parliamoci davvero e ascoltiamoci davvero perché è necessario e soprattutto grande velocità. Chiudo, grande velocità anche nella pubblica amministrazione, invito veramente le imprese a sollecitare perché se non si riforma da dentro la pubblica amministrazione, anche in questi momenti in cui si deve dare un supporto veloce e siamo troppo lenti, lo dico da dentro, non ce la si fa come sistema paese.
Grazie davvero, dottor Marchioro. Mi scuso di non averla presentata adeguatamente, ma per fortuna il sottopancia ci ha aiutato. Stefano Marchioro, come sapete, insomma, già responsabile progetti territoriali e governance del turismo della Regione del Veneto. Credo, dottor Marchioro, che il tema della sostenibilità oggi sia, come dire, un'attenzione che diventa anche sguardo lungimirante e di futuro, perché è dimostrato che le imprese che intraprendono un percorso di sostenibilità di fatto sono anche sollecitate ad alzare l'asticella delle proprie performance, quindi diventa elemento di competitività e poi risponde meglio e di più a un pubblico di consumatori oggi in questo senso sempre più esigenti e consapevoli. A Maurizia Rizzo, segretaria generale regionale di Fisascat CISL Veneto, passo la parola per tirare brevemente le fila e anche consegnare a questo tavolo così numeroso e di qualità le proposte di Fisascat Veneto, anche alla luce proprio di tutto quanto abbiamo raccolto oggi. Allora, intanto ringrazio davvero tutti i relatori perché hanno portato un contributo ricchissimo di dati, di idee, di proposte e soprattutto anche di una prospettiva che credo tutti quanti abbiamo la responsabilità per il ruolo che investiamo, ma anche credo la responsabilità sociale. La pandemia ci ha insegnato che da soli oramai non si va più da nessuna parte e che quindi necessariamente dobbiamo fare squadra e la dobbiamo fare non soltanto perché siamo rappresentativi chiaramente di settori e di parti sociali, quindi di interessi precisi, ma bensì di una responsabilità di ricostruire il sistema dell'industria turistica, insieme con la Regione, insieme con i comuni, insieme appunto con tutti i soggetti che sono preposti. È una responsabilità che io oggi mi sento più di ieri di doverla fare insieme, farla insieme proprio come sindacato, perché indietro non si può più tornare, dobbiamo ricostruire giustamente da quello che è emerso e mi dispiace che non riusciamo a fare una seconda tornata di domande, ma perché non abbiamo più il tempo, ma mi riprometto magari una tavola rotonda, lo possiamo anche costruire insieme, comunque per andare verso nuovi obiettivi, per costruire quello che dovrà essere il turismo del domani, quindi un turismo sostenibile, un turismo sano, un turismo salutare, un turismo che sia sanitario. Attenzione che noi con tutta questa partita del Covid abbiamo anche bisogno che questo turismo davvero risponda al post-Covid di tante persone che sono state penalizzate dal virus, dal nuovo turismo, quindi dal turismo di prossimità, dal turismo domestico, quindi da un turismo che oggi è sicuramente più di casa, è più veneto, è più italiano e che dovrà essere anche accogliente per quello che è la concorrenza che abbiamo intorno a noi, quindi anche quello straniero. Un turismo che sia più innovato, che sia più di qualità, un turismo che si appassioni e che appassioni anche l'arte e il nostro patrimonio che abbiamo. Tutto ciò è sicuramente, credo, una responsabilità che abbiamo, ma è la responsabilità più grande che abbiamo è anche di rendere un sistema che sia meno stagionale. Questa realtà negli anni ha dimostrato quanta fragilità c'è nella stagionalità, quanto non sono stati protetti in questi anni, soprattutto nell'ultimo anno. Abbiamo il dovere di mettere assieme il sistema in tutti i suoi aspetti, in tutta la sua filiera, in tutto il suo indotto, cioè proprio dobbiamo ricercare la catena del valore e la catena del lavoro e del valore, perché il codice Ateco, anche qua la norma del governo, ci ha dimostrato all'inizio che ne ha ignorato completamente chi gira intorno al turismo ed erano stati esclusi da tutti gli indennizzi aziende con chiaramente non attività turistica o stagionale perché non considerata. È stata riconsiderata soltanto nell'ultimo tempo, ma grazie anche alla battaglia che credo le parti sociali hanno fatto e il sindacato ha fatto insieme, proprio perché comunque non si può più parlare per se stessi, per soli o per i propri
interessi. Quindi dobbiamo fare sistema. Sistema è scommettere, perché è vero, se c'è l'impresa sana c'è anche il lavoro sano. E qua dobbiamo scommetterlo come lavoro sano, dobbiamo fare un patto sociale, dobbiamo fare una sfida, dobbiamo metterci davvero, tagliarci le vene, perché comunque la scommessa sta proprio sul lavoro che le imprese danno, sul lavoro e non lavoretti, non il lavoro non regolare, non il lavoro grigio, non il lavoro nero, perché la pandemia ha fatto emergere anche questo fenomeno. Noi dobbiamo evitarlo, perché è vero che la stagionalità è fuori dalle coperture e dalle protezioni, ma qua proprio fuori completamente c'è stato anche tutto quel pacchetto, e guardate che c'è una percentuale molto alta nella nostra regione di lavoro sommerso. Quel lavoro sommerso oggi è nelle liste della povertà e fanno le fila nella Caritas. Quindi noi dobbiamo tentare di evitare queste furbizie che in passato si sono messe in atto e che oggi si stanno pagando. Ma soprattutto deve essere un lavoro non solo regolare, legale, noi dobbiamo lavorare per la legalità. Questa situazione di gravità sta tentando anche di dare spazio ad altri fenomeni, all'infiltrazione mafiosa. Noi questo dobbiamo evitarlo. Noi dobbiamo rendere chiaramente sempre più stretto quello che è il lavoro regolare e denunciare chiaramente fenomeni di rischi alti, perché non possiamo perdere quel patrimonio dove è stato investito, quella potenzialità massima che abbiamo nel nostro territorio, per permetterlo a deteriorarsi per altri fenomeni. E la professionalità, qui mi fermo 2 secondi. Noi non possiamo sfidare le politiche attive come nel 2009, che ai muratori in cassa integrazione davano da fare i corsi di cucina, o ai ristoratori facevano fare i corsi dei geometri. Qua servono veramente politiche attive. Cosa significano le politiche attive? Significa sicuramente rigovernare quella che è la formazione necessaria rispetto al fabbisogno, rispetto alle necessità che il mercato ha, ma soprattutto dobbiamo cambiare cultura come imprese e come anche lavoratori, come rappresentanti dei lavoratori, per creare una cultura di rimettersi in gioco e favorire la preparazione. La preparazione è più importante della posizione. La preparazione è la qualità al lavoro, la preparazione è la professionalità, è la distintività. È importante far credere, veramente far digerire alla nostra gente che imparare che è importante imparare ad imparare. Quindi noi abbiamo necessariamente bisogno di cambiare anche le nostre logiche. Su questo una grande sfida la vogliamo. Il patto sociale sta proprio sul livello e il sostegno all'occupazione. Quando scatteranno e si sbloccherà la tutela sul blocco dei licenziamenti, noi dovremo insieme tentare di riconvertire le professionalità, di riaggiornarle e riqualificarle, perché altrimenti perderemo veramente per strada un sacco di competenze che negli anni abbiamo investito. Già molte le abbiamo perse nel 2020 e non possiamo più farlo. Quindi una nuova responsabilità che abbiamo in capo tutti, dobbiamo investire su questo, dobbiamo investire appunto sulla capacità anche di rendere più lungo il periodo anche della stagionalità, del lavoro stagionale e non stagionale, cioè dobbiamo permettere che le persone che non lavorano dentro il periodo stagionale fanno dell'altro, si mettono in gioco. Ci sono gli strumenti, ci sono i fondi delle nuove competenze, ci sono gli aggiornamenti professionali, ci sono anche altri lavori. Noi dobbiamo iniziare a creare anche alternative, riconversioni professionali, riqualificazioni professionali dentro il sistema dell'industria turistica, non dentro esclusivamente alla propria azienda. La bilateralità avrà un grande ruolo, la contrattazione anche, perché la contrattazione e la bilateralità sono i luoghi dove possono
possono trovare tante risposte, ma lo dobbiamo fare insieme, lo dobbiamo fare in squadra e lo dobbiamo soprattutto rifiduciare, perché quel mondo che fa parte del turismo deve essere proprio rinnovato. I giovani che si approcciano a fare le stagioni non devono cambiare nella loro vita il mestiere, devono innamorarsi del mestiere di fare turismo in Veneto e non andare all'estero. Noi non ci possiamo più permettere di perdere, di investire e poi di perdere per strada energie, capitale umano, risorse, e quindi siamo sempre al punto di partenza. Quindi il capitale umano è importante, ho sentito che ci teniamo tutti, però vale anche la pena di investire sulla fidelizzazione e quindi di investire proprio sulla capacità che sono loro che fanno la differenza e danno il valore aggiunto che credo tutti quanti abbiamo condiviso. Io vi ringrazio nuovamente, ma credo che non la finiamo oggi e continueremo sicuramente in altri tavoli, quelli giustamente preposti al nostro ruolo, ma anche verso chi oggi abbiamo dato un messaggio importante che vogliamo scommettere per il futuro, e quindi abbiamo il coraggio di scommettere sul futuro. Noi lo dobbiamo fare con la grande coerenza. Vi ringrazio e adesso lascio la parola sicuramente alle conclusioni. Conclusioni che consegniamo come compito a Davide Guarini, segretario generale nazionale di Fisascat CISL. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno agli amici del Veneto. È un piacere aver partecipato a questo dibattito, alla importante ricerca che è stata elaborata. È un lavoro veramente puntuale, significativo, di analisi. Quindi credo che questa iniziativa si collochi in una strategia che dobbiamo avere, che dobbiamo mettere in campo, perché per superare al meglio le crisi vanno fatte le analisi, quindi vanno analizzate le situazioni e conseguentemente vanno elaborate insieme, in un modo nuovo forse di lavorare, perché veniva segnalato le difficoltà portano a collaborare maggiormente, perché nel momento della difficoltà si riscopre anche una sorta di coesione, e questo è a mio avviso fondamentale. Quindi un grazie a Maurizia per questo lavoro e per questa iniziativa, che credo sia un momento qualificante dell'attività che la Fisascat del Veneto sta facendo in quel territorio e del ruolo che svolge in quel territorio. Quindi grazie a Maurizio e tutti agli amici del Veneto. Alcune considerazioni, spero velocemente, perché tante cose sono state dette. Una battuta: sicuramente crea difficoltà l'affermazione e il messaggio divulgato dall'ambasciata americana. Dall'altra parte, siccome abbiamo aperto i lavori con l'intervento del sindaco di Abano Terme, che ci invitava in qualche modo a fare sistema e ha fatto un'analisi anche rispetto ai cambiamenti, credo che anche dichiarare che dal 1° luglio, e quindi qualche volta anche noi dovremmo essere più attenti a fare dichiarazioni, dichiarare che dal 1° luglio ci sarà la riapertura delle attività negli impianti termali crei altrettanto problemi in un bacino termale come quello di Abano Terme, che è uno dei più importanti e dei più significativi in Italia. Quanti danni possa effettivamente aver creato anche questa dichiarazione messa nero su bianco nelle slide del Ministero. Quindi
forse non del tutto e non sempre anche noi al nostro interno conosciamo bene le situazioni e abbiamo qualche disfunzione. Credo che su questo dovremo lavorare maggiormente. Credo che sicuramente sia importante aver riscoperto, che è emerso un po' nell'analisi di tutti gli interlocutori, ma qui ragioniamo prevalentemente fra addetti ai lavori, aver riscoperto l'importanza del settore del turismo e ricondurlo in quell'alveo che effettivamente va ricondotto, perché è un settore equiparabile all'industria, sia un elemento sul quale noi dobbiamo lavorare da adesso, come abbiamo fatto fino ad ora, ma da adesso in particolare in poi, in una prospettiva, perché ho l'impressione che molte cose rispetto al settore del turismo le davamo un po' per scontate. Siccome abbiamo questo immenso patrimonio che è il nostro paese, che è un patrimonio inestimabile a livello internazionale, che tutti ci invidiano e che tutti vogliono venire a visitare, credo che su questo, insomma, però ci sia da lavorare. Tanto dobbiamo preservare questo patrimonio nell'insieme, in tutta la sua struttura, dal sistema imprenditoriale fino al sistema dei collaboratori e di chi lavora nel turismo e che deve sempre di più essere qualificato per dare un maggior e più puntuale servizio. Quindi anche in un contesto, in una regione particolare come il Veneto, nell'area del nord-est, quel nord-est molto produttivo nel percepito sempre per il suo tessuto manifatturiero, il turismo è un elemento che porta a dire che più o meno è allineato, forse anche con qualche numero di percentuale in più, alla produzione del PIL con il livello nazionale. Con quindi un riflesso importante sul tessuto economico, sull'economia del territorio, ma che alla fine è a livello diciamo nazionale. Tanto per dare alcuni numeri, noi appunto dicevo 13% del PIL, gli occupati arriviamo a 2 milioni più o meno di occupati diretti e a 4 milioni se consideriamo l'indotto, perché i territori a prevalente economia turistica non sviluppano solo esplicitamente l'economia di tipo turistico, ma c'è anche tutto un indotto che sviluppa intorno a questa economia, che è un pezzo molto importante sia sul piano occupazionale sia sul valore aggiunto. Gli addetti, quasi il 60% degli addetti ha meno di 40 anni, quindi è un settore giovane, un settore che ha la capacità anche di riqualificarsi velocemente. Il 37% ha meno di 30 anni. Questi sono numeri che forse stamattina direte cosa ci azzeccano con la... È per dare un'idea di che importanza può avere in prospettiva questo settore, che può favorire l'occupazione in particolare giovanile, ed è una forte sofferenza quella che abbiamo sull'occupazione giovanile, e dall'altra parte può sviluppare anche, perché c'è una frequenza molto alta di lavoro al femminile, arriviamo al 55% e anche oltre, quindi la potenzialità del turismo è una potenzialità che ancora non è pienamente espressa e che, se la sapessimo sfruttare adeguatamente, potrebbe dare
buoni risultati anche sul piano occupazionale. Io spero che in prospettiva questo possa avvenire e che questa situazione di crisi che si è determinata ci insegni qualcosa, ci faccia elaborare qualcosa e che ci porti in una elaborazione progettuale che valorizzi questo settore. Quindi spero che il costituito Ministero del Turismo abbia velocemente una sua operatività e che su questo ci possa essere un'interlocuzione di tutte le parti che operano in questo campo e che insieme si possa fare un buon lavoro. Abbiamo dei dati che evidenziavate che sono drammatici. Io mi ero segnato alcuni elementi legati ai flussi turistici che sono di tutto rilievo fino alla pre-pandemia. Poi abbiamo avuto un crollo, in particolare dei turisti che arrivano dall'estero, che fremono per poter tornare in Italia, ma noi questa scommessa la dobbiamo giocare con molta attenzione, perché badate, abbiamo una forte concorrenza da parte dei competitor anche nell'area del Mediterraneo. E forse dovremmo anche pensare che le partite non vanno giocate solo ed esclusivamente in solitudine, ma vanno giocate in squadra, vendendo un prodotto che sia più ampio. Qui faccio un riferimento alle varie politiche anche di promozione del brand turistico, che spesso è avvenuto per singola regione. Va bene probabilmente, ma forse ad essere nelle fiere internazionali, ognuno con il proprio stand regionale, non so se è la strategia migliore. Io credo che il brand sia un brand italiano. Quando un turista viene dalla Cina, il turista che viene dalla Cina non è interessato a visitare solo Venezia, vuole visitare Roma, vuole visitare Napoli, ma vuole visitare Parigi, vuole visitare anche le altre capitali d'Europa importanti. Quindi credo che su questo noi dobbiamo rivedere le strategie e ripensare a una regia che possa supportare la competizione che nel mondo si sviluppa rispetto ai flussi turistici, perché altrimenti credo che noi continueremo a mettere in atto delle politiche che rischiano di essere coinvolte dall'effetto nanismo sul piano promozionale. È una cosa che dovremmo tentare di evitare il più possibile e di quindi ragionare in una strategia dove molto probabilmente le istituzioni che abbiamo in campo andrebbero maggiormente valorizzate e forse anche maggiormente incalzate, perché noi abbiamo l'ENIT che a questo punto credo debba fare un salto di qualità e debba veramente insieme al Ministero del Turismo essere un supporto al Ministero del Turismo per fare la promozione turistica e per gestire la promozione turistica. Quindi a nostro avviso serve la programmazione dell'attività turistica che vogliamo mettere in campo, con delle strategie che fondamentalmente passano da una rivisitazione dei piani che abbiamo in campo, sia il piano della mobilità turistica e sia il piano strategico di sviluppo del turismo, perché non sono più adeguati. Il post pandemia ci porterà a dover rivedere il sistema che avevamo pensato in pre pandemia. Quindi questi piani sono datati e velocemente ora dobbiamo metterci mano, non possiamo aspettare far passare il tempo senza operare. Crediamo che le linee fondamentali e strategiche siano il territorio e il patrimonio che il territorio italiano ha sul piano dell'attrattività,
la competitività e il lavoro che questo settore sviluppa. Il turista deve essere sempre più al centro dell'attenzione. Noi in Italia lo sappiamo fare molto bene, sappiamo coccolare i turisti che vengono in Italia. Abbiamo un potenziale sull'accoglienza che ci distingue dagli altri paesi che è eccezionale. E su questi chiaramente dobbiamo agire e dobbiamo riuscire a metterli in campo nel miglior modo possibile. Noi abbiamo anche un'idea che in questo momento pensiamo potrebbe anche essere utile per sostenere le strutture alberghiere. Sentivo prima che l'approccio è quello di mettere nelle prenotazioni di non richiedere caparra e ok, va bene, questo tranquillizza il cliente perché non ci rimette dei soldi, ma noi per dare speranza al settore e per dare anche un po' di liquidità al settore pensiamo potrebbe anche essere un'idea quella di mettere in gioco la prenotazione con il pagamento diretto, ma con un valore aggiunto rispetto al quanto posso spendere in una logica, perdonatemi il termine un po' pomposo, di travel bond sul turismo, di voucher. Spendo 100, consumo per 125 o per 130. Lì anticipo dei soldi, li metto a disposizione, le strutture possono avere della liquidità, però io, turista, quando arrivo usufruirò di un servizio che anziché essere di 100 sarà di 130. Non so se questo possa essere un'idea e possa incentivare. Chiaro che qui serve un accordo con il Ministero e una garanzia da parte delle istituzioni perché anche il consumatore deve essere in qualche modo garantire. C'è un tema fondamentale per il quale noi dobbiamo metterci meglio, posizionarci meglio sul mercato ed è quello delle competenze che sono state richiamate in diverse occasioni. Il settore ha tanto bisogno di avere delle competenze adeguate che passano attraverso la crescita della qualità del lavoro, la formazione e una formazione che crei una nuova generazione di lavoratori nel settore del turismo che, come da qualche slide si evinceva, ha anche una evoluzione di tipo tecnologica e digitale. Quindi sulla formazione dovremo impegnarci maggiormente anche in una logica di competenze che vanno ricondotte alle politiche attive del lavoro. Chiaro, servono anche ammortizzatori adeguati, è un settore ad alta percentuale di stagionalità, ma noi come categoria stiamo puntando da diversi anni ad un percorso che speriamo si possa condividere quanto prima rispetto alla destagionalizzazione come richiamava Maurizia. Noi abbiamo rischiato in questo frangente, rischiamo di perdere delle professionalità perché non riusciamo a mettere a disposizione un'offerta di occupazione in particolare nel settore stagionale e chi riesce ad andare verso altre direzioni ci va. Non possiamo perdere queste professionalità perché non è così banale, ma noi la scommessa la dobbiamo giocare anche sulla qualità e se perdiamo le professionalità facciamo un danno per il settore. Quindi servono degli ammortizzatori strutturati che possano dare delle certezze ai lavoratori e che possono garantire i lavoratori maggiormente anche nei momenti di chiusura dell'attività o di minore attività. Quindi un'integrazione anche attraverso la continuità ridotta dell'attività con un'integrazione sul reddito
per il quale potrebbe intervenire anche quell'importante sistema che noi abbiamo in campo della bilateralità. Quindi, in sintesi, alcuni concetti. Noi pensiamo che serva veramente un osservatorio nazionale che abbia diversi compiti e che possa mettere in campo delle competenze e delle strategie per le riaperture in sicurezza delle nostre strutture ricettive. Veniva ben detto che in futuro la qualità passerà anche dal valore che si riesce a mettere in campo rispetto alla sicurezza degli ambienti, cosa che si faceva con minore attenzione. Adesso questa la dobbiamo promuovere e vendere sicuramente maggiormente. C'è la necessità, dicevo, di potenziare e di razionalizzare l'attività di promozione del pacchetto turistico del nostro paese e questo riqualificando complessivamente il settore. Insieme al turismo noi non dobbiamo perdere di vista il concetto dell'enogastronomia e dei prodotti di qualità del nostro territorio, che spesso sono maggiormente conosciuti all'estero piuttosto che in Italia. La tecnologia ha dato la possibilità di conoscere le specificità e le peculiarità anche dei paesini più remoti nel nostro territorio, e questo comporta in qualche modo una maggiore attrattività di questi territori. E le strategie che vengono messe in campo nel recovery plan sono fondamentali e devono andare anche indirizzate sulla riqualificazione infrastrutturale delle nostre strutture ricettive, ma non solo, anche il potenziamento delle infrastrutture trasportuali. Qui in questi giorni stiamo vivendo l'agonia della nostra compagnia di bandiera e non sappiamo che cosa nascerà da questa situazione, ma non avere una compagnia aerea di bandiera che fa strategie di trasporto funzionali anche all'attività turistica e di lungo raggio è un problema per questo tipo di economia. Sulla formazione già ho detto, sull'adeguamento degli ammortizzatori sociali passerà la scommessa della discussione che in questo momento è al governo, ma credo che insieme, sentivo anche dagli amici delle parti datoriali, che c'è sensibilità su questo settore, perché c'è la contezza che se non ci sono degli strumenti adeguati si rischia di perdere le professionalità. E dobbiamo tendere a una maggiore stabilizzazione dei rapporti di lavoro con delle politiche che intervengano sul concetto della destagionalizzazione. Noi abbiamo un'attrattività importante nel nostro paese perché c'è anche una variante legata alla climatologia. Noi abbiamo dei territori che possono promuovere turismo anche in autunno e in primavera. A parte tutta l'attività turistica invernale per gli importanti impianti sciistici che abbiamo sparsi nel nostro paese, però c'è un turismo che fa anche altro. Noi abbiamo fatto delle iniziative anche sul cicloturismo. Sembra una cosa banale o residuale, ma noi abbiamo paesi, cittadini dei paesi del nord Europa che hanno voglia e hanno necessità e volontà di fare attività anche durante i periodi dove lì è molto molto freddo e qui da noi invece c'è un clima assolutamente accogliente. Dobbiamo presidiare quel pezzo di turismo che può essere ricondotto al concetto della terza età, che questo può sviluppare politiche di arrivi nei momenti di minor afflusso turistico
come quello che può essere ricondotto al turismo classico, e quindi con anche la necessità di individuare un supporto e un aiuto a questo tipo di afflusso turistico. Noi credo abbiamo il compito come parti sociali di scommettere sul futuro in questo settore, un settore che in questo momento sta soffrendo maggiormente rispetto a tutti gli altri settori, ma proprio perché è in questa condizione ci deve essere la reazione e ci devono essere le idee, vanno messe in campo le azioni necessarie con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori per fare quel salto di qualità che può riportare il turismo italiano ad essere una delle prime mete a livello internazionale, anche recuperando quei posti che negli ultimi anni ha perso. E quindi credo che con questo auspicio e con questa sfida noi possiamo fissarci altri appuntamenti e in altri appuntamenti poter parlare dell'importante lavoro che è stato messo in campo, degli importanti risultati che questo settore merita di avere per l'importanza che ha per l'economia del nostro paese. Grazie. Molto bene, un ringraziamento davvero anche a Guarini che ci ha seguito dall'inizio alla fine. E prima di congedarci, proprio 3 cose velocissime. Anzitutto il saluto ai relatori e a tutto il pubblico che ci ha seguito, che ci sta seguendo ora, di Gianfranco Refosco, il segretario generale regionale di CISL Veneto, che è collegato. Vista l'impossibilità di un secondo giro di tavolo, insomma, ma magari ci possiamo promettere tutti di immaginare una seconda puntata da costruire insieme con gli attori del tavolo, perché, come dire, la carne messa sul fuoco è tanta e chiede di ritrovarci magari, no, a riflettere insieme sulle proposte anche, sulla concretezza poi della loro declinazione. Terza cosa, un messaggio di, come dire, istruzioni per l'uso ai colleghi giornalisti collegati: per chi desiderasse avere la ricerca preziosa integrale, mi scrivete un messaggio e senz'altro ve la faremo avere. Grazie davvero ancora a tutti, grazie anche della pazienza perché ci siamo un po' dilungati, ma insomma i contenuti e i messaggi erano tanti e davvero, insomma, ricchi, ecco, intensi. Alla prossima, grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.